Bellissima questa musica la dedichiamo a una persona che ho avuto la fortuna di conoscere, una persona fantastica che accompagnava il dottor Gorini, questo presidente segretario del film Medici di Medicina Generale, e non c'è più, se n'è andato a 49 anni. Ecco, io volevo dedicare questa musica, questo brano di questa Sinfonia di un dono, di questa bellissima orchestra che avevamo ma che non c'è più, proprio a questo uomo che ha cercato di lasciare il segno a tante persone che lo hanno conosciuto, in particolare alla dottoressa Ilaria Barcati, che è lei adesso il segretario della FIMG, Sindacato Medici di Medicina Generale, anche per capire l'importanza di avere a fianco delle persone che veramente si occupano del lavoro con passione, che sanno quello che fanno, che sanno cosa vuol dire accoglienza, che sanno cosa vuol dire integrazione, perché se non provi non sai, bisogna provare certe cose. E sentiremo anche questo saluto che darà la dottoressa Ilaria Barcati. Saluto anche Roberto Martano, responsabile rifugi EMPA di Mira e Venezia. Grazie Martano di essere qui, ti ringrazio veramente. A tutti buoni a Natale, poi sentiremo cosa ci racconti, se sono così buoni o seppure pensano di avere questo animale meraviglioso, questo amico dell'uomo, ma anche il gattino come un giocattolo, per vedere se così riusciamo magari a uscire un po' di più senza pensare che forse è una creatura che ha bisogno, oltre di uscire, anche di tante altre cose. E saluto anche il professor Giampiero Dalla Zuanna, vediamo se c'è o se è ancora da collegarsi. Eccolo qua il professor Giampiero Dalla Zuanna, docente di demografia all'Università di Padova. Che piacere rivederla, professore, ho sentito la sua mancanza, io ho parlato sempre di questo nelle mie trasmissioni, perché qualcuno non sta ascoltando bene, ecco, com'è la situazione, cosa si potrebbe fare per cercare anche di migliorare, soprattutto magari copiando anche qualche altro paese, perché noi siamo bravi a copiare i centri commerciali, le rotatorie, siamo meno bravi a copiare qualcos'altro che invece dovremmo copiare, e sono i servizi alle persone, ascoltare le persone e come gestire anche questa demografia. Allora, dottoressa Barcati, allora ricordiamo questa figura, prego, che abbiamo appena nominato. Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito, saluto anche gli ospiti collegati. Io volevo dare un saluto speciale a Daniel, che ci vede dall'alto. È stato per noi una figura molto importante nella FIMG, ha lavorato 25 anni in FIMG, una figura sempre presente, sempre disponibile, un grande cuore, grande generosità. Daniel ha lavorato con tanta passione e ci ha accompagnato in questo percorso, quindi conosce praticamente tutti i nostri iscritti, una storia di tanti anni di iscritti della FIMG. Daniel veniva dalla Colombia, è psicologo, una grande professionalità, e a giorni avrebbe avuto la cittadinanza italiana. Pensate. Ecco. Dopo quanti anni? Tanti, ecco. E quindi volevo dare il nostro ricordo a questa figura che ci ha accompagnato, ci ha aiutato, ci ha dato tanto. Ecco, Allora andiamo subito dal professor Giampiero Dalla Zuanna. Tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto impegno, anche perché devi dimostrare di meritarti questa cittadinanza italiana. Ma è un merito o dovere dello Stato dove tu vivi, del paese dove tu ti sei integrato, di dare questa cittadinanza? E soprattutto, visto i numeri che abbiamo, non è il caso di rivedere cosa è meglio per noi per uscire da questo tunnel dove c'è una melma enorme di persone che chiedono di lavorare e non trovano? Io ho persone dai 35 ai 60 che non riesco a collocare, non so, no. Sono quasi tutti magazzinieri, perché una volta si sfornavano magazzinieri, e dove lo metto e cosa gli faccio fare? Ma scusate, ho detto, ma iniziate a fargli imparare a lavorare come si faceva una volta, e soprattutto questo diverso che viene visto da molti purtroppo ancora come una persona che disturba, una persona che non può essere integrata perché è delinquente, perché è stupratore, perché questi sono i messaggi che passano. Ecco, com'è la situazione del suo importante osservatorio, professore Dalla Zuanna? Intanto buongiorno a tutti, e sono contento di essere ancora in trasmissione da Mirella e da tutte le persone che riesce a coinvolgere.
Allora, la cittadinanza dovrebbe essere un punto d'arrivo di un percorso di integrazione, no? Integrazione cosa vuol dire? Cioè tu arrivi da un posto lontano magari migliaia di chilometri, come la persona che è stata citata prima, che veniva addirittura dalla Colombia, se ho capito bene, no? Cioè, Sì. dall'altra parte del mondo, e poi un po' alla volta tu arrivi nel posto dove nel tuo nuovo paese, e cominci ad imparare le regole del nuovo paese, le accetti, vuoi lavorare, vuoi formarti una famiglia, eccetera. Si diceva prima, Mirella, di ispirarsi agli altri paesi, no? Ed è proprio quello che dovremmo fare, cioè nel senso che paesi come la Francia, la Germania, che hanno una storia di immigrazione molto più lunga della nostra, questo percorso, il punto d'arrivo è dopo 5 anni di residenza continuativa. In Italia sono 10 anni almeno di residenza continuativa più altri 2-3 anni legati alla burocrazia. È evidentemente un tempo troppo lungo specialmente perché in realtà la possibilità di avere la cittadinanza è uno sprone per le persone a accelerare il percorso di integrazione. Anche se la cittadinanza non deve essere considerata come un qualcosa una specie di feticcio, una cosa messa là, no? Ma sono importanti anche altre cose. Si citava prima il lavoro, no? Cioè la formazione al lavoro, la disponibilità. Ecco, da poter, adesso Mirella ci potrà dire tante storie anche legate al fatto che non si trovano le case, tutte queste cose qua, sono cose importantissime, però anche l'aspetto giuridico è importante, perché essere cittadini vuol dire fare parte di una comunità, cioè non è una cosa astratta, è una cosa molto concreta. Professor Dalla Zuanna, quello che però non torna sono le risposte che io ricevo da queste persone, anche associazioni di categoria che cerco di coinvolgere, cerco anche di capire, far capire anche a casa come mai io vedo questi numeri, li vedo perché li frequento, lo so, porto anche loro qualcosa da mangiare a volte quando non ce l'hanno, e sono persone educate, sanno minimo 2 lingue, minimo, perciò non vengono a raccontarmi che non sanno e non capiscono, ecco, che si confrontino con me, quelli che dicono che non è vero. Adopero degli annesi incredibili, vedete quando fanno vedere certi documentari che hanno i coltelli grandi così, anche bambini di 4 anni, come gestiscono il legno, la terra. Eppure c'è qualcosa che non torna. Quando mi dicono ma non sanno lavorare, dobbiamo formarli. Ma io penso, per carità, con tutto il rispetto e la sicurezza, per carità ci mancherebbe altro, professor Dalla Zuanna, che i conti non mi tornano. Nel senso, perché non si può fare la formazione lavorando? Cioè per fare l'agricoltore bisogna prima andare a scuola su internet, imparare con un addetto ai lavori, fare degli stage, perché non ho mica capito. Anche perché io li ho visti, siccome collaboro anche con loro, quando prendono una manciata di terra, ve la racconto, e la annusano, sapete? La annusano. E loro ti sanno dire che terra è dal profumo che sentono della terra. Forse sono più bravi di noi, riescono a fare con pochissimo delle cose incredibili, vedete i sceneggiati documentari, ti accolgono quando arrivi a vedere come vivono, perché abbiamo sempre persone che vanno a vedere, poi ce le fanno vedere, col sorriso, dividono quel poco che hanno. Noi, guai, non tutti per carità, perché sono delle brave persone. Ma cosa c'è che non va nel nostro paese, professor Dalla Zuanna? Eravamo un paese accogliente, eravamo un paese, mamma mia, di immigrati e immigrati di tutto e di più. Eppure proprio quelli che hanno provato, molti diversamente giovani, hanno il terrore di queste persone, non le vogliono, danno fastidio. Cosa vuole dire, professore? È proprio siamo proprio culturalmente indietro, c'è qualcosa che, mentre i giovani, io ho fiducia, glielo dico veramente, io con i giovani vado benissimo e sono sicura che cambieranno il mondo, lasciamoli, solo che devono fare un passettino a volte, è difficile anche per loro. Prego, professore. Guardi, io credo che la formazione sia una cosa molto seria, che non va sottovalutato il fatto che non è che una persona che arriva solo per il fatto che ha voglia di lavorare sia in grado di fare certi tipi di lavori, eccetera. La cosa è più facile naturalmente per i giovani, perché sono più malleabili, sono più
anche più freschi, eccetera. Cioè una cosa è una persona che ha 20 anni, una cosa è una persona che ne ha 40, eccetera. È ovvio, è sempre stato così. Difatti il problema che lei dice sui 35 anni, 40 anni che non trovano lavoro c'è anche per gli italiani, non solo per gli stranieri, no? Anche lei ne avrà di persone che fanno fatica a riciclarsi, quando perdono un lavoro a trovarne un altro, perché ecco, forse va fatto un passo anche da parte degli imprenditori, delle associazioni degli imprenditori, proprio per pensare a percorsi misti di formazione e lavoro che permettono anche a queste persone, specialmente quelle fasce più deboli, no? Perché una cosa è la persona che si adatta, eccetera, ma ci sono anche fasce che fanno fatica, anche per esempio a volte anche la popolazione femminile straniera fa fatica ad accettare certi meccanismi, certe cose, cioè tutte queste cose qua vanno viste. Purtroppo noi invece continuiamo, e lei l'ha detto molto bene, continuiamo a avere una diffidenza rispetto a una costruzione di una società fatta da persone che vengono da tanti posti diversi, perché tendiamo a camminare guardando all'indietro, ricordandosi la nostra società di 40-50 anni fa, che era fatta solo di autoctoni, solo di persone che parlavano dialetto, anzi ancora meglio, insomma, no? Invece in realtà questa roba qua non ci sarà più, insomma, non sarà più, e rischiamo che i nostri giovani che queste cose probabilmente le stanno superando, le hanno superate, ci guardano e vanno loro stessi a lavorare fuori, vanno in Germania, vanno in Olanda, perché qui abbiamo una società che è poco aperta allo sviluppo rapido anche delle competenze giovanili. La ringrazio professore, sentiamo anche cosa ne pensa, e volevo proprio anche salutarlo, Roberto Martano. Ecco, questo volontariato che aiuta anche le amministrazioni in maniera anche molto importante, specialmente con questi animali, chissà che fine farebbero se non ci fosse veramente l'EMPA e altre associazioni che si curano, che danno dei consigli, perché veramente anche io ho gli orti al parco dello Storgo, io delle volte vedo delle cose allucinanti, arrivano là col capriolo piccolino perché l'ho trovato per strada, ma lascialo là, ma se cosa vieni a portarlo via, ma lascialo là, ma cosa, cioè l'educazione anche nel rispetto del diverso, che può essere anche appunto un animale selvatico, cioè noi facciamo tutto facile, tutto non è così, o sbaglio? Martano, prego. Martano mi sente? No, Martano non mi sente. Allora andiamo dalla dottoressa Ilaria Marcanti intanto che... Mi sente Martano? Sì, adesso ci sentiamo, l'ultima prego. parte ma ho capito. Mi sentite? Sì, adesso sì. Bene, ok. Il senso della domanda l'ho capito, anche se ho perso gli ultimi minuti. Nel senso che facciamo tutti il fai da te, cioè vediamo un piccolo capriolo perché andiamo a fare una passeggiata, lo prendiamo e lo portiamo al crash perché ci faceva pena, invece di capire che forse dovremmo star fermi delle volte. Noi ci muoviamo sempre sbagliati. Quando dobbiamo star fermi ci muoviamo. Quando dobbiamo muoverci stiamo fermi. No, veramente è una roba grande. Prego. Guardi, allora anche negli animali, ma io penso che ormai riguardi un po' tutte le questioni. Ormai le persone pensano di aver acquisito informazioni su tutto e per tutto e quindi decidono e scelgono di intervenire in tutti gli ambiti, anche in quello degli animali, senza capire alle volte che come dire, ognuno è giusto che faccia il suo mestiere. Io se vado in ospedale la diagnosi la faccio fare al medico, non penso di aver ragione io, per quanto possa provare io magari il dolore in quel momento. Quindi sì, come giustamente diceva lei Mirella, nell'ambito dei selvatici si apre un mondo veramente molto molto vasto, nel senso che oggi come oggi, con gli animali sempre più presenti nelle famiglie, le persone non sanno più distinguere quello che è il mondo dei selvatici rispetto a quello che è il mondo dei domestici, e quindi quello che io penso di fare col mio cane e col mio gatto lo trasporto anche rispetto alla gestione dei selvatici, che hanno tutta una loro dinamica che è assolutamente naturale e che prevede delle dinamiche che le persone giustamente non possono sapere, quindi dovrebbero alle volte, prima di intervenire per il bene dell'animale stesso, affidarsi a loro. Come giustamente diceva lei Mirella, ci sono dei selvatici che per esempio lasciano i figli
e si allontanano per poi tornare da loro. Non è che se noi li troviamo da soli in mezzo al bosco dobbiamo soccorrerli, perché nessuno ci ha detto che la madre di quel cucciolo è morto, piuttosto che con le temperature che sono cambiate non è detto che chi andava in letargo 20 anni fa la stessa specie oggi vada in letargo, e quindi ci sono persone, per esempio in questa stagione, che raccolgono ricci come se fossero tutti da soccorrere, quando in realtà sono animali che hanno risorse a disposizione e naturalmente non hanno necessità o non hanno ancora necessità di entrare in letargo. Si sceglie di intervenire su tutto senza mai affidarsi a chi conosce e alle volte con dei pregiudizi, preconcetti, idee precostituite, che sono quelle poi che insomma abbiamo visto, ne ha parlato lei, in ambiti di cui avete appena parlato, no? Cioè io ho le mie idee sull'altro e quindi automaticamente l'altro è pericoloso, no? Io mi sono fatto una mia idea sullo straniero e quindi è automatica, magari costruita semplicemente girando in Facebook, dove, come diceva Umberto Eco, hanno diritto di parola anche quelli che una volta forse non potevano neanche parlare al passport. Oggi invece tutti sono maestri in Facebook e ci fanno costruire una cultura che spesso è basata su cose che non sono reali. Molto chiaro, e ringrazio veramente Martano per averlo detto. Allora, dottoressa Barcati, io l'ho invitata perché mi è capitato un fatto estremamente problematico, anche a mio avviso molto grave, di due persone diversamente giovani, dove la moglie ha chiamato il venerdì mattina in diretta in trasmissione piangendo disperata perché il marito, che era stato dimesso da giorni dall'ospedale, doveva fare una riabilitazione lunedì mattina e nessuno dava risposta per come fare, perché loro non hanno mezzi, non hanno niente, non avevano soldi per pagare anche un trasporto, ed era veramente disperata perché questa riabilitazione era importantissima per lui, così hanno detto i medici dell'ospedale. Il problema dove si pone? Si pone che queste persone erano andate dal medico di famiglia, una dottoressa, alla quale avevano chiesto come fare per fare questo accompagnamento, e la dottoressa, almeno a quello che mi ha raccontato questa signora, che poi ho verificato perché ho chiamato, ha detto che al momento non poteva dare delle risposte perché non sapeva che associazione dove loro potevano essere accompagnati, non aveva nessun riferimento. L'unico riferimento erano i servizi sociali, che avrebbero dovuto fare una documentazione e farla avere in maniera da avere il diritto al trasporto gratuito esente, che non è stata fatta. Allora io mi domando, tutti si sono passati il cerino quando ho chiamato, è colpa di, non è colpa mia, alla fine la colpa era di queste due creature che non riescono a gestirsi, non sapevano neppure il nome dell'assistente sociale e non sapevano come fare per fare questa visita riabilitativa. Allora io mi sono veramente arrabbiata perché non sono loro che devono gestirsi. Noi paghiamo fior di persone che dovrebbero occuparsi di questi casi nel momento che dall'ospedale escono e vanno a casa, perché nell'ospedale troviamo tutto, dobbiamo dire la verità, non manca niente. Certo. È il dopo, il servizio alla persona dopo, questo medico di famiglia, il ruolo, chi è che doveva capire che nel momento che queste due persone, conoscendo la situazione, perché penso che l'ospedale sapesse la situazione, doveva intervenire e non arrivare con l'acqua alla gola il venerdì per la riabilitazione del sabato senza soldi, senza macchine, senza niente. Allora, per quello che posso conoscere del caso e tutto quello che può esserci stato, allora in linea di massima quando un paziente è ricoverato e viene dimesso, poi è l'ospedale che deve organizzare le cure eventuali di riabilitazione nell'immediato, perché comunque se va a casa e dal venerdì al lunedì è impossibile dal punto di vista temporale, nelle tempistiche, poter organizzare tutto questo. Quindi se c'è una riabilitazione urgente e
ed è già stata iniziata durante il ricovero, viene poi attivato il percorso direttamente dall'ospedale, che comunque non è un percorso lunghissimo, però di solito è così. Per quanto riguarda la riabilitazione, il medico di famiglia non può prescrivere la riabilitazione, però deve comunque fare fare al paziente una visita prima fisiatrica, cioè dallo specialista, il quale ha poi il compito di attivare le terapie. Per quanto riguarda invece il trasporto, che mi pare sia questo il problema più importante, allora bisogna vedere intanto se la persona aveva delle esenzioni o se aveva possibilità di accedere a queste esenzioni per il trasporto, perché c'è la possibilità comunque di richiedere il trasporto tramite l'ambulanza, cioè se è una cosa urgente, quindi tramite 118, però non penso che sia il caso, perché il 118 interviene in caso di urgenze vere, quindi se era una riabilitazione penso che il 118 non fosse disponibile. E quindi l'unica cosa è rivolgersi o la Croce Verde o ad altri servizi di trasporto che possono fare il trasporto per il paziente. Però se il paziente non ha esenzione, purtroppo il carico del trasporto a chi è a carico del paziente, e quindi torniamo indietro. E quindi qua ci vorrebbero delle associazioni, ci sono delle associazioni che possono fare il trasporto, quindi comunque mi pare di capire che qua c'è un buco, manca qualcosa nell'assistenza di questo paziente e andrebbe sistemato, però non è responsabilità del medico, perché il medico fa quello che può fare, cioè può prescrivere, però non può fare coprire questa mancanza di burocrazia o di trasporto, cioè non è nelle nostre competenze. Cioè arriviamo fino a un certo punto. Però, dottoressa Barcati, quello che ho capito appunto chiamando queste persone, dalla dottoressa ai servizi sociali, al sindaco, ho chiamato tutto, alla fine sono usciti, ho capito che non c'è comunicazione tra le parti, nel senso, il medico di famiglia non ha dei nominativi di associazioni alle quali dice puoi rivolgerti a questo se hai bisogno di. I servizi sociali mi rispondono che non sapevano come fare perché loro non hanno nessun'altra associazione se non la Croce Rossa. La Croce Rossa mi risponde che sono tutti occupati, che hanno 2 mezzi ma impegnati naturalmente. Poi vengo a sentire, perché poi io vado nel profondo, che avevano detto di sì, ma il sì è diventato no, era diventato ni, perché non erano pronte le carte di esenzione che avrebbero dovuto essere fatte. Era quello che dicevo prima. Allora capite che io veramente mi arrabbio, perché dico, ma volete che ne pagano le conseguenze questo povero Cristo di uomo, che poi è un gigante perché pesa, perciò bisogna anche saperli gestire queste persone, avere il mezzo giusto che va a prenderlo. Ho detto guardate, o voi risolvete il caso, lo faccio diventare un caso nazionale, perché non è possibile che nel 2025 io continuo, dottoressa, a ricevere persone che vengono qui che dicono nella carta ho 9 persone che mi seguono, in realtà non ne ho nessuno, nessuno mi telefona, quando chiamo non risponde nessuno, ma il ruolo del medico di famiglia dovrebbe essere, lo dicevo anche al dottor Gorini che era il segretario di medici di famiglia, che sarebbe il caso, dico io, dottoressa, che voi aveste un elenco di associazioni. Sono perfettamente d'accordo. Certo, dalle quali il paziente che voi avete in carico nel momento che viene dimesso dall'ospedale, che capite di cosa ha bisogno, perché hanno bisogno di più cose, non hanno bisogno di una cosa, si muove la squadra del volontariato, che ce l'abbiamo con mezzi, con tutto, abbiamo di tutto, e andiamo a prendere sta persona. Questo nel 2025 non avviene. Noi abbiamo 760 associazioni di volontariato, ognuno per proprio conto, ognuno che fa le proprie cose, poi ci troviamo il morto in casa. Prego, dottoressa. Ottima idea sarebbe proprio questa di fare una carta dei servizi aggiornata ad oggi con tutti i nomi delle associazioni, con tutti i servizi a disponibilità del medico, delle associazioni e anche dei cittadini. Io mi permetto anche di aggiungere una cosa, questa appunto carta da fornire ai medici, ai sanitari, da poter avere un circuito, di essere collegati, di avere essere un po' più snelli in queste procedure che diventano molto complesse e anche a volte non si arriva da nessuna parte. E il bene è quello del cittadino, del paziente. Ma non sarà mica difficile un elenco delle associazioni, sono dottoressa? perfettamente d'accordo. E però, seconda cosa, secondo me,
potrebbe essere anche bypassato il problema se il paziente aveva già inoltrato la domanda di invalidità, se era in corso, si potrebbe anche far così, potrebbe anche inoltrare la richiesta del trasporto allegando la domanda di invalidità è in corso, quindi ha capito, il servizio dovrebbe essere fornito lo stesso perché comunque c'è un'invalidità che è prossima, ecco, quindi una richiesta però con sa dove è caduto caduto il pero? Nel momento che ho detto allora pago io il trasporto, lo pago io, però voi andate a prenderlo. E là è caduto il pero, nel senso che hanno preso paura, perché come dice lei c'era un iter in corso che non era stato definito, che non era stato veramente chiuso e praticamente qualcuno se n'era lavato le mani e aspettiamo, ma non si può aspettare una visita, sì, perché chissà quando me la danno, chissà... Sì, no, perché le spiego, per esempio, anche per la fornitura di alcuni ausili, per esempio, non so, il letto, la carrozzina. Ecco, c'è la possibilità di inoltrare la richiesta anche se non c'è un'invalidità civile già ottenuta, ma è in corso, scrivendo domanda di invalidità in corso. Quindi la stessa cosa si potrebbe fare anche se la legge ce lo consente, ma ci dobbiamo informare. Adesso per la normativa si potrebbe fare anche con questo problema. Avete capito che io devo suggerire cosa si può fare io? Perché sono nel mondo del volontariato e so le possibilità che avremo di aiutare anche le persone, ma se nessuno ci chiama e ci dà il nome e cognome, noi come facciamo ad arrivare? Allora abbiamo Rinaldo da Venezia, veloce Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Stiamo parlando di una cosa che fatalità me è capitata a me. Io 2 mesi che vado in giro per gli ospedali, non cammino, non riesco a camminare, me devo comprare carrozzella, me devo comprare degli ambulatori, vado dai fisiatri e sono ancora qua che aspetto, non so ancora cosa che go. Sono stato 9 giorni in ospedale, mi ha fatto adottare, mi ha fatto di tutto, e mi ha dimesso, mi ha detto vadi sul centro e arrabiti praticamente. Mi sono ancora di aspettare, va bene, che sono andato da un fisiatra a pagamento e mi ha fuori, fatto un 100 tocchi per darmi la mano, mi è passato in visione e sono ancora così. Ormai se non è dai, io sterai, ti te cura, una volta che si parole che ti stai bene, arrivederci, ti sei un pacco, non ti sposta su un altro reparto, ma le cose non mi cerca. Quello che hanno da fare con quelle persone anziane, è da aiutarle, non sapere cos'è il problema, parlarne 10 anni e il problema resta per sempre. E la gente che ha bisogno, bisogna dargli un aiuto concreto, come quello che ti fa te Mirella, e tu non sei ciacco, e sei fatti, va bene? Perché vediamo quanta gente che ti aiuti e ti porti fuori da eroine. E non è difficile. Fate anche a me sono diversa, se potesse farmi fuori mi faria fuori perché difendo gli ultimi. Grazie Rinaldo, grazie, sei molto chiaro, devo correre perché vedi quanti ospiti. Allora, professor Dalla Zuanna, quello che non si capisce è adesso c'è il colore, se tu hai il colore riesci ad uscire, a trovare anche un lavoro, a integrarti, ma se non hai quel colore là hai voglia, io lo dico perché vado a vedere, me lo dicono questi ragazzi. E soprattutto, l'ho raccontato più volte, ma lei non c'era perché io ero in par condicio con la trasmissione, ho trovato un ragazzo che viene dall'altra parte del mondo e quando sono andata a salutarli, a portargli qualcosina da mangiare, ho detto ma cosa sai fare? Così parlando un po' intanto che mangiavo un arancio. Mi piacerebbe fare il mio sogno, il saldatore. Ma io ho detto il saldatore? Cosa mi stai dicendo? Eh sì, è il mio sogno. Ma come ho detto? Ma se tutti cercano saldatori, come mai non riesci a trovare un posto di lavoro? Ma hai mandato una mail e hai cercato? Sì, ma nessuno mi risponde. Sai parlare l'italiano? Certo, anche il francese. Bene, perfetto. Allora le associazioni di categoria, professor Dalla Zuanna, e chiedo, e dico, ma scusate, cos'è questa storia che non mi tornano in conto? Ma non è mica vero, non ha mandato niente, perfetto, allora tiro fuori la mail e gliela faccio vedere, visto che era anche intestata, professor Dalla Zuanna. Sa qual era il problema, il colore della pelle, dottor professore? Era il colore della pelle.
E questo me l'ha c'è detto questa- anche un prete che era ospite Fatalità quella mattina, quando gli ho detto: secondo lei perché questo ragazzo non riesce a fare il saldatore? E la prima cosa che questo prete mi ha detto: perché è diverso, Mirella, colore è vero che siamo proprio così, anche quando cerchi di far capire che sai lavorare, che lui ha detto: io so fare il saldatore, vuol dire che lo sapeva fare, magari non come, ma con i propri mezzi. Prego, professore. Purtroppo c'è questa diffidenza, come dicevo prima, è una cosa che purtroppo viene anche alimentata, anche per motivi, diciamo, non molto nobili, di tipo elettorale o cose di questo genere. È vero che per far questo noi abbiamo bisogno proprio di superare queste cose un po' alla volta, non c'è niente da fare. Se non lo faremo, le nostre fabbriche, ma anche il servizio domiciliare, quello di cui si parlava prima, eccetera, è destinato a non trovare le persone, perché le persone, appunto, lei parla di colore, cioè i bianchi giovani sono pochi, hanno tutti altre aspettative lavorative, cose di questo genere, quindi purtroppo c'è questa cosa qua, insomma. Per fortuna ci sono anche tanti altri casi diversi, cioè di gente che invece è anche nera, insomma, che è andata a lavorare, che lavora nelle nostre aziende, nelle nostre fabbriche e dove le cose vanno molto bene. Probabilmente la cosa importante, magari anche nella tua trasmissione, Mirella, è mostrare, ma già lo fai, insomma, anche casi in cui le cose funzionano, no? Così qualcuno vedendo questo dice: ah, perbacco. Magari ci sono anche delle cose, non è vero, alcuni chiamiamoli stereotipi, alcune cose che la gente dice per sentito dire non sono vere. E se posso dire una cosa, perché poi dopo purtroppo devo andare a fare lezione, Prego. rispetto a quello che si diceva prima, noi viviamo un paradosso, una cosa strana nel nostro sistema sociosanitario. Da un lato, per esempio, siamo in grado di garantire operazioni incredibili, trapianti di fegato, trapianti di cuore, cose raffinatissime, eccetera, e poi non riusciamo a garantire 10 sedute di terapia a una persona che si è slogata una caviglia. Ecco, questa è una cosa paradossale. E perché siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto perché abbiamo trascurato, poi lo dirà anche la dottoressa che è lì, insomma, la medicina territoriale, che non è solo la medicina di base. I medici di base fanno il loro lavoro e spesso lo fanno anche con grandi fatica, però c'è anche tutto un lavoro di raccordo fra gli ospedali, fra tutto il sociale. Fra l'altro noi abbiamo un meccanismo, un modello di assistenza agli anziani che è molto diverso da quello di altri paesi. Noi gli anziani stanno a casa più che possono, non vanno negli istituti. In altri paesi c'è molto di più la gente che anche quando è autosufficiente va in residenze protette. La gente vuole stare a casa sua ed è una cosa molto bella, ma per poter permettere questo c'è bisogno che quando succedono casi come quello che ha descritto prima lei, la persona si possa rivolgere a qualcuno che non può essere il medico di base, che fa il lavoro di fare il medico di base, ma deve essere qualcuno legato al comune, legato al distretto, legato a quello che volete voi, che fa un lavoro di raccordo e dà una risposta non in 3 settimane, ma in un tempo molto più ristretto, molto più ragionevole. Una specie di numero unico, alcuni lo chiamano con una parola un po' sofisticata aging manager, no? Cioè una persona che sa gestire gli anziani e che è in grado di costruire quello che ha dovuto fare Mirella in questo caso, facendo anche minacce, cioè minacciando la visibilità mediatica del caso. Alla fine la cosa in qualche modo si è risolta, no? Ma non dovrebbe succedere così, dovrebbe essere una normalità. L'ho vissuto anch'io con mia suocera, la stessa cosa, eppure noi siamo professori qua e là, ma quando ti trovi davanti a casi di questo tipo ti trovi veramente sguarnito. La ringrazio anche per le parole, professore Dalla Zuanna, anche perché ieri ha chiamato un signore da Venezia dicendo: ma di cosa state parlando? Qui non troviamo un idraulico, un saldatore, non c'è più niente. Allora io vado a Venezia spesso e vedo edifici enormi, professore, dove potremo fare formazione, inserire questi ragazzi, ecco, trovare le soluzioni. Invece parliamo solo
solo di hotel, di resort 5, 7, 10 stelle, sperando che arrivi il giapponese a comprare l'isola, invece di capire che forse in queste isole dobbiamo fare formazione con questi ragazzi per dare anche a questo veneziano la possibilità che non arrivi l'idraulico da Treviso, ha detto che costa una follia, e invece di averlo a Venezia. Capisci che non si vuole andare avanti, bisogna star fermi, professori, dividi e impera. Questo è il motto. Grazie professor Dalla Zuanna, veramente grazie, perché deve andare a fare lezione, però la ringrazio di questa presenza. Sentiamo Bruna da Susegana. Vai Bruna. Bruna? Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Sono la signora Petrovelli. Saluti a lei e tutti i suoi ospiti. Buongiorno. Io ho 88 anni, già compiuti il 1° settembre. Volevo dirgli una cosa, volevo intanto che non tutti agiscono male, perché io sono stata operata nel 2022, 3 anni fa praticamente, in oncologia Vittorio Veneto. L'operazione è stata effettuata a Conegliano, all'ospedale di Conegliano, del professor, se non sbaglio, Valenti. E non ho parole per ringraziare dal primo e l'ultimo degli infermieri. Primo capitolo. Secondo capitolo sulla immigrazione, mi duole molto perché ho provato più volte la fame. Sono nata in mezzo alle bombe anch'io, signora Mirella. Però ho perso 2 nonni che non li ho conosciuti, né quello del papà della mamma, neanche il papà di mio papà. Perciò è stata una cosa che anche noi abbiamo emigrato, e quando posso, nel mio piccolo, perché ho una pensione non tanto, devo stare attenta a come devo fare, no? E praticamente adesso sinceramente mi meraviglio, perché una volta, quando si emigrava, erano effettuate le visite e si trovava il posto di lavoro. Io sono felice che vengano dentro le persone pulite e oneste, ma quando sento certi fattori mi duole, perché ho perso i nonni per difendere i confini, la prima guerra mondiale, capisce? E questo mi fa male, perché nel mio piccolo, quando posso, aiuto il mio prossimo, capisce Mirella? Certo. E niente, volevo solo dirgli il mio pensiero. E Grazie dopo, Bruna. aiutano tutti. Grazie Aiutano Bruna, molto tutti, chiaro, no? l'abbiamo detto che gli ospedali funzionano, anzi l'abbiamo anche specificato, è il dopo che non funziona, e dobbiamo trovare delle soluzioni, perché non devo essere fortunata, devo avere quello che mi aspetta di diritto, e se la legge prevede che io ho diritto a questo, questo deve arrivare. Pubblicità. Sentiamo anche Roberto Martano. Ecco, noi abbiamo parlato di sanità, ecco, molte telefonate dicendo che i veterinari sono troppo cari, dovrebbero abbassare i costi, ecco, che è un anziano, una diversamente giovane che ha questo animale fa fatica ad accudirlo perché se si ammala costa. Com'è la situazione dal vostro punto di vista? So che voi aiutate, anche qui a Treviso, che aiutiamo una persona che non ha la possibilità di prendere le crocchette, le cose, vedere come sta l'animale, e l'EMPA va a vedere e aiutare questa ragazza che ha questo gatto che per lei è sacro, ecco, lei ecco, è diventata la figura sua di sostegno, sì. Ecco, il badante di lei è il gatto. Prego. Sì, il problema dei costi di gestione di un animale sono evidentemente purtroppo noti a tutti. Sicuramente non è forse il cibo il problema principale, indubbiamente invece il grande problema che riscontriamo in questo periodo, ma ormai da anni, è un dato che non risale certo agli ultimi anni, ma che ha origine in tempi ormai lontani. Il problema è il sostegno dei costi veterinari, non solo delle prestazioni veterinarie, dove comunque c'è di fatto un'attività di un professionista, e quindi, come posso dire, non spetta certo a me valutare o sindacare se il costo è troppo elevato o meno. Io credo che se già sulla parte
del medicinale si decidesse finalmente di mettere in pratica quella che era stata una norma approvata dal ministro Speranza, che poi è rimasta nel cassetto, ovvero la possibilità di utilizzare i farmaci umani nel momento in cui sono analoghi a quelli veterinari, mentre oggi, allo stato attuale normativo, il veterinario non può prescrivere, porto un esempio banalissimo, l'Augmentin, che è lo stesso identico antibiotico che si usa negli animali con un altro nome, ma quello che si usa negli animali costa 10 volte tanto. Il cortisone per gli animali è identico allo stesso principio attivo di quello umano e costa 8 volte il costo di quello umano. Ok, quindi nel momento in cui io ho sottoposto un animale a un intervento chirurgico che già ha avuto un costo e poi devo spendere solo delle terapie da continuare a casa 40, 50, 60 euro, evidentemente c'è qualcosa che non va. Allora io credo che forse su questo ci sia un po' da aprire un ragionamento e chiedersi se le case farmaceutiche veramente non possano, come dire, andare a rivedere, e se non sono stati capaci di farlo da sole, se non sia il momento che il Ministero punti i piedi su questo e definisca una volta per tutte che ci sia la possibilità di utilizzare farmaci, ripeto, che sono identici, non similari, identici a quelli per animali. E non parliamo dei farmaci più specialistici, perché una persona che ha un cane epilettico spesso rinuncia a curarlo, chiede aiuto alle associazioni, perché il farmaco per l'epilessia umano non può essere utilizzato, non può essere prescritto ad un cane, ad un animale, e il farmaco veterinario ha un costo che è allucinante rispetto a quello umano. Questo è uno dei problemi sicuramente che si riscontra. Poi ci sono situazioni di disagio, di fragilità, dove noi aiutiamo anche semplicemente con la fornitura di cibo. Ma ripeto, il problema principale e più grosso è quello delle cure veterinarie. Martano, queste foto che abbiamo visto, che ti ringrazio di aver mandato, di questi animali meravigliosi, gli amici dell'uomo, io penso siano tutti amici dell'uomo, dall'uccellino al capriolo, sono tutti al lupo. Oh, aiuto al lupo, al lupo, il lupo non ti assale, state tranquilli, vi sta passando un messaggio devastante, anche con la storia dei lupi, veramente, tra orsi e lupi, qua qualcuno... Esattamente. Sì, ma pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Qui c'è un business di voti, un business di soldi, e l'ha detto Martano proprio più chiaro di così non si potrebbe, ma si può andare avanti col business di qualcuno. Dottoressa, come dice lei, questi farmaci abbiamo sentito costosissimi, ma perché Mirella, non mi danno la possibilità di ordinare quelli che potrei avere a costo meno? Cosa dice, dottoressa? Sì, è un problema dibattuto e noto da anni, ma non c'è solo il problema del costo dei farmaci veterinari, anche tutta la specialistica, gli esami strumentali hanno un costo molto importante in ambito veterinario, quindi una semplice radiografia, una TAC hanno veramente dei costi esorbitanti, quindi se bisogna fare, deve essere fatto un intervento o degli esami a un cagnolino, a un gattino, i costi sono veramente importanti e sappiamo bene anche nelle cliniche cosa. Quindi sì, diciamo che la gestione è cara, cioè in questi tempi è difficoltosa. Qua bisogna un attimo vedere, perché comunque adesso i veterinari, la prescrizione dei farmaci è come per noi, cioè fanno le ricette dematerializzate anche loro, e già qua è un passaggio in più rispetto ad anni fa. Dopo, per quanto riguarda il costo, qua bisogna che ci pensi il Ministero, non si può, possiamo essere noi a modificare, deve essere il Ministero che modifica purtroppo questo problema, che è in Italia. È in Italia, purtroppo. Abbiamo Valerio da Due Carare. Ciao Valerio. Ciao, buongiorno. Come dicevo al vostro gentilissimo operatore, io sono un pensionato, 72 anni, e vivo di pensione. Grazie al cielo una pensione mi permette di vivere in maniera abbastanza agiata, no? Dicevo, io mi sono trovato una gatta che è venuta da fuori, però siccome io amo gli animali non riesco a non dargli da mangiare, no? Perché qui che piange, morale della favola, mi sono trovato con 4 gatti cuccioli bellissimi, e praticamente in 2-2-4 avevo 5 gatti in casa. Ripeto, non è per il mantenimento come diceva il vostro veterinario, ma io adesso
dopo l'8 di novembre ho sterilizzato la gatta vecchia e 2 cucciole. Ho speso, ma perché il veterinario mi ha fatto anche un prezzaccio, 250 euro di sterilizzazione. Cioè, i vicini di casa mi hanno detto: ma tu sei matto, dagli un colpo di fucile a posto, hai capito? Qui si ragiona così, no? Oppure chissà che vada sotto una magnet sia a posto, ma se io lasciavo stare l'anno prossimo mi trovo 20 gatti, no? Però qui ci vuole che intervengono giustamente le istituzioni, perché io, ripeto, me lo posso permettere, ma un povero Cristo che ha 1.000 euro al mese di pensione non ne può spendere 250 per sterilizzare 3 gatte. Ho reso l'idea. Bravo Valerio, bravissimo, condividiamo, vero dottoressa? Sì. Io ho una cagnetta che, insomma, io sono amante degli animali e faccio anche offerte per i canili. Vabbè. Io ho un cane, mi è costato 1.000 euro, operato, curato, eccetera. Consideriamo che di vaccini un cane che sta bene, vaccini è un minimo una volta all'anno, una visita veterinaria costa 200 euro, ecco. Io dico, ci fosse una ULSS veterinaria dove paghi un ticket, va benissimo, cioè 3 interventi uno paga, che ne so, 30 euro l'intervento. Qui Ci mettiamo una commissione sanitaria in regione, adesso Stefano ha detto che farà delle commissioni particolari, guarda, con gente ci credo preparata. poco. Valerio, chiediamo a Stefano di metterti a tavola, perché sentite le proposte sensate, o sbaglio dottoressa? Valerio ha fatto delle proposte sensate, come io posso permettere, ma quello che non può cosa deve fare? Perché non può curare il proprio animale adorato? Prego dottoressa. Ma io volevo aggiungere una cosa, che sicuramente è tra l'altro riconosciuto il valore della pet therapy e della compagnia degli animali per le disabilità, nei bambini con vari problemi di apprendimento. Grazie Valerio, e anche grazie. negli Prego. anziani, per la solitudine, ma anche per la depressione, per il decadimento. Quindi comunque anche questo è un percorso importante, tanto che in alcuni ospedali viene anche concesso di portare il nostro a Camponcello, dobbiamo ringraziare il dottor Benazzi, il direttore. Esatto, ci sono questi percorsi di pet therapy che sono molto importanti, quindi comunque alla luce di questo sì, sarebbe interessante cercare di migliorare anche l'aspetto veterinario per chi proprio ha la compagnia di questi adorabili cagnolini, gattini che fanno tanto, perché hanno proprio anche un aspetto sanitario. Certo. Dottoressa Barcati, visto che abbiamo parlato di vaccini con il nostro Valerio, io volevo chiedere anche il problema dei vaccini. Ha chiamato una signora da Silea l'altro giorno dicendo: il mio medico di famiglia non mi fa il vaccino, ha detto che non ce ne sono, io non posso pagare il vaccino, e noi abbiamo detto: guarda, basta vai in farmacia e ti fanno il vaccino gratuito. Cioè, manca ancora questa informazione? Allora, com'è la situazione, dottoressa? La situazione, per quel che mi riguarda, è che non c'è una carenza di vaccini, cioè abbiamo vaccinato tanto quest'anno, ogni medico ha vaccinato circa il 30% degli assistiti, abbiamo avuto quest'anno, come tutti gli anni, il Flu Day, che è stato il 22 di ottobre, dove abbiamo vaccinato tantissimo. Nel giorno delle vaccinazioni antinfluenzale però possono accedere alla vaccinazione gratuita non tutte le persone, ma solo chi ha certe caratteristiche sopra una certa età, chi ha certe patologie, chi fa certe terapie e alcune categorie lavorative. Adesso non entro nello specifico, però sono queste le persone. Poi chi vuole comunque fare il vaccino che non rientra in queste categorie può acquistarlo. Qual è l'età, dottoressa? Dai 60 anni in su. Dai 60 anni in più il vaccino? Sì. Cominciamo a capire intanto, visto che la dottoressa Barcati ci spiega. Allora, da 60 anni in su hai il vaccino gratuito, se non ce lo fa il medico puoi andare in farmacia? Allora, il vaccino sì, lo fa il medico, poi nei distretti, nei centri vaccinali, il vaccino si può fare anche in farmacia, però io ci tengo a sottolineare una cosa, che noi conosciamo i nostri pazienti, cresciamo col paziente, sappiamo che vaccino l'abbiamo fatto l'anno prima, gli anni prima, le allergie, le patologie, i farmaci, sappiamo cosa li possiamo somministrare, non solo, il vaccino è un atto medico, un'iniezione, quindi comunque viene fatto in un ambulatorio, in ambiente protetto, e quindi questo è, diciamo, un atto che è sempre stato fatto dal medico. Quindi comunque i pazienti possono da noi oppure andare nei centri vaccinali su prenotazione a fare il vaccino. Anche dal medico possono venire o su prenotazione, dipende poi dai colleghi come lavorano, a fare il vaccino. Comunque noi facciamo un counseling, perché comunque durante l'anno abbiamo sempre i pazienti che vengono da noi e li conosciamo, e anche gli anni prima.
Può essere che un paziente che ha fatto tra l'altro il vaccino l'anno prima ha avuto problemi, o si è gonfiato il braccio o gli ha dato allergie, e l'anno dopo ma è controindicato magari fare un vaccino, ne facciamo un altro, e questo perché lo conosciamo. Insomma, non è proprio come dire prendo una tachipirina, ecco, è sempre un'iniezione. Avete capito? Più chiaro di così la dottoressa Ilaria Barcati non poteva essere, anche questa mattina avete compreso qualcosa di importante. Dove, perché bisogna stare attenti, bisogna fidarsi al proprio medico di famiglia che ti indirizza perché conosce la situazione. Chi ce l'ha, chi non ce l'ha andrà in farmacia, perché digami dottoressa, questa è la verità. Grazie alla dottoressa Ilaria Barcati. Sentiamo come ci saluta Roberto Martano. Con quale messaggio, Roberto? Vi saluto con il messaggio che è stato un po' secondo me il filo di tutta questa trasmissione, che sicuramente dobbiamo un po' in tutti i campi, come dire, fare attenzione a chi ci passa cattive informazioni, ma dobbiamo anche battere, come diceva lei Mirella prima, su quello che deve esserci, deve essere fatto e deve essere fatto bene. Anche nel mondo degli animali c'è ancora tantissimo che è affidato esclusivamente alle associazioni, e nel Veneto, dove sembra che tutto corra, tutto funzioni alla perfezione, se domani in tutti i campi, anche in quello degli animali, ma abbiamo sentito prima anche il trasporto degli anziani piuttosto che in 1000 altri campi, se domani le associazioni incrociassero le braccia, il Veneto non correrebbe così veloce come sta correndo oggi. Se nel Veneto non c'è il randagismo, non è per la regione o per i comuni, è per il lavoro che hanno fatto negli ultimi 30 anni i volontari, ok? Quindi forse il messaggio secondo me su cui dovremmo lavorare un po' tutti e far lavorare anche chi è stato recentemente eletto è che ci si deve ricordare delle associazioni non solo quando si fa qualche discorsetto in pubblico, ma quando concretamente c'è da capire i bisogni che noi tutti i giorni abbiamo, e non sono bisogni personali delle associazioni, sono bisogni che permettono alle associazioni di lavorare meglio per i cittadini e per il territorio. Ultimissima cosa, il signore che parlava prima giustamente del problema che ha avuto, esiste un servizio obbligatorio in tutte le ASL di sterilizzazione dei gatti randagi, non parlo dei gatti di proprietà, dei gatti randagi, è un servizio gratuito che non costa nulla al cittadino e che viene svolto sostanzialmente in tutte le ASL solo grazie al lavoro delle associazioni che si occupano di prendere gli animali, portarli, restituirli al territorio, alle colonie dove vivono. Quindi i servizi ci sono, camminano con le gambe dei volontari, bisogna anche che il pubblico faccia la sua parte e forse le cose funzionerebbero ancora meglio. Ma sarebbe conoscerlo però, Roberto, delle volte, perché il problema è tutto qua, è l'informazione che manca, Roberto, è l'informazione che manca. Ma sa che molte volte questo servizio, i primi a non indicarlo sono proprio le ASL? Guardi che io mi assumo la responsabilità di quello che le sto dicendo e le posso dire che il territorio che io seguo e collabora con l'ASL 3 Serenissima, l'attività è regolare, perfetta, a regime, cioè l'ASL riceve la segnalazione del cittadino, la trasmette all'associazione che a titolo assolutamente gratuito tutte le settimane che Dio manda sulla terra si occupa di recuperare i gatti in un territorio che è grande quasi come la provincia di Venezia, gestirli pre e post operatorio e portarli e riprenderli dal canile sanitario dell'ASL. Ci sono altre ASL molto vicine a quelle di Venezia, non fatemi dire il nome, dove ci sono direttori dei servizi veterinari che non solo fanno finta che il servizio non esista, ma scrivono le loro regole perché il servizio funzioni e il cittadino perde la pazienza e quindi dice: sai cosa c'è? Che siccome i gatti non sono miei, io mi giro dall'altra parte. Allora il problema non è il direttore dei servizi veterinari di quell'ASL, sono i sindaci, perché i sindaci sono l'autorità sanitaria competente. Se io fossi un sindaco non dico che territorio perché non è questa la sede, chiamerei il direttore generale o l'assessore regionale e spiegherei come funzionano le cose, perché non esiste che ci siano ASL come la nostra, dove il servizio, grazie assolutamente alle associazioni, funziona alla grande, e altri dove il servizio non viene neanche comunicato ai cittadini.
Chiarissimo Roberto Martano, grazie anche per questo. Faremo un passaggio in regione prossimamente, cosa dici Roberto? Andiamo a fare un passaggio in regione che forse farà meglio a tutti per capire. In regione c'è da dare una sveglia come quella che date tutte le mattine voi, perché è da decenni che c'è ferma una proposta di legge regionale, peraltro bipartisan, ok, che poteva andare via velocissima in Consiglio regionale, ma dove il solito gruppetto, fortunatamente in parte non eletto in questa tornata elettorale, di amici dei cacciatori, hanno bloccato e stanno bloccando da anni l'approvazione della nuova legge regionale, che non è un favore agli animalisti, perché la legge regionale non si occupa di far favore agli animalisti, si occupa di regolamentare i servizi ai cittadini e anche il lavoro delle associazioni perché siano ancora più di supporto alle amministrazioni comunali, perché il randagismo è del sindaco, non è delle associazioni. Grazie Roberto, Vedremo devo chiudere, sei stato chiarissimo. Il nuovo presidente sceglie di liberarsi dalla lobby dei cacciatori e prende in mano anche un tema che gli compete. Grazie Roberto Martano, EMPA, grazie di essere qui. Dottoressa, come Grazie ci a voi. saluta, con quale messaggio vuole dare a Sveglia Veneta a quelli che la stanno ascoltando, specialmente questo periodo influenzale? Sì. Ecco, perché si sentono, adesso si cominciano a sentire le tossi in vari punti. Sì, ecco, innanzitutto rinnovo l'invito a vaccinarvi per l'antinfluenzale, che c'è ancora tempo, siamo ancora in tempo. Attenzione ai primi sintomi influenzali, contattate il vostro medico se avete febbre, dolori muscolari o disturbi di questo tipo, che sicuramente saprà consigliarvi, saprà darvi la terapia e quello che dovete fare. E il Covid, allora qualcuno dice ho avuto Pregliasco, che sarebbe anche da fare anche il professor Pregliasco, non dimentichiamolo, ha detto. Sì, allora sì, sta ancora circolando. Noi non lo stiamo attualmente facendo molto in ambulatorio, viene sempre distribuito nei centri vaccinali per chi lo vuole fare, a disponibilità nei centri vaccinali. Più chiaro di così, grazie alla dottoressa Ilaria Grazie Barcatti, a voi, grazie. Veramente di essere stata con noi, segretario FIMGE, Sindacato di Medici di Medicina Generale, grazie ancora a Roberto Martano, EMPA, pubblicità. Montebelluna, Graditissimi, abbiamo in presenza una donna, una giovane donna, una mamma che sa cosa vuol dire mettersi in gioco, andare in prima linea, dire adesso mi rimbocco le maniche, mi arrangio da sola e voglio vedere dove arrivo. Ed è con noi Giulia Rossetto, mamma di un ragazzo splendido, di un bambino che è cresciuto, che ha voglia di fare i compleanni assieme ai suoi amici, di incontrare le persone, di far capire che lui deve vivere la quotidianità che vivono tutti gli altri, anche se ha qualche problema, ma un problema che si può superare grazie a una squadra importante, vero Giulia? Sì, assolutamente sì. Mio figlio ha compiuto 10 anni a settembre, a metà settembre, e mio figlio ha una diagnosi che recita disturbo dello spettro autistico e ritardo globale dello sviluppo. Questa particolarità, questa caratteristica che ha lui, lo fa negli ultimi 10 anni, ha fatto sì che troppo spesso le persone vedessero solo la diagnosi e non il bambino che c'è dietro. Questa cosa secondo me è sbagliata, perché se anche lui ha comunque le sue difficoltà, ha bisogno comunque dei suoi tempi in tante cose, magari in altre no, ma in altre sì, è un bambino che comunque può dare tanto, sa fare tante cose, se gli viene data la possibilità di dimostrare che lui può. Molto chiara. Ringrazio e saluto Paolo Bellò, Presidente Cooperativa Vita e Lavoro, servizi della cooperativa, è importantissimo capire anche cosa si fa anche per le fragilità, e saluto anche Alessandro Cecconi, papà di Buongiorno. Matteo. Grazie veramente Alessandro di essere qui con Mirella, è molto importante la tua voce dopo tanti suicidi di ragazzi, abbiamo visto l'ultimo a Vidor, tu sai di cosa parlo perché tu hai perso tuo figlio.
hai perso questo adorato figlio che si è suicidato. Allora, Sì. quello che volevo chiederti, Alessandro, ci diamo del tu con Alessandro perché naturalmente sono percorsi paralleli quelli che stiamo facendo assieme a questi genitori, a queste cooperative. Cosa c'è che non va? Noi sentiamo questa mamma che sta cercando di far capire che il suo ragazzo vuole vivere in una maniera normale, come tutti i ragazzi, avere gli amici, giocare assieme, la scuola inclusiva, e poi troviamo ragazzi come tuo figlio che dicono basta, non ce la faccio più. Questo non è vivere e preferiscono morire. Guardate che ci vuole più coraggio a morire che a vivere, questo lo dico sempre. E io veramente ringrazio questi genitori che nonostante questo lutto che non passa mai si sono rimboccati le maniche per cercare di dare supporto e capire cosa sta succedendo. Secondo te cosa è successo? Questi ragazzi che si mettono queste maschere, sembra che tutto vada bene, bravi a scuola, fanno sport, sono con gli amici, poi loro hanno il coraggio di togliersi la maschera da soli e dico adesso basta, con questa maschera la faccio finita. Cosa vuoi dire? Cosa sta succedendo a questi ragazzi? Prego, Alessandro. Ma gli argomenti sono vasti perché il suicidio è un fenomeno pluridimensionale con motivazioni le più disparate. La mamma che avete lì vicino parla di disabilità e quello che è importante capire è che la disabilità non è un difetto ma è una condizione e che in questo caso l'accettazione non deve essere chiamata come tolleranza ma è creare una relazione. E in questo gli adulti hanno un ruolo decisivo perché gli adulti sono quelli che educano, gli adulti e la scuola senz'altro. Molto spesso il disagio dei ragazzi è dato da non sentirsi parte di un gruppo. Sentirsi parte di un gruppo è un fenomeno importantissimo perché ci fa sentire bene, ci fa sentire a nostro agio, però a volte rischia di farci sentire anche superiori. E questo crea un altro fenomeno che può essere quello del bullismo. È un fenomeno che spesso crea grossissimo disagio nei ragazzi che non sono preparati ad affrontarlo, non sanno come fare, non sanno a chi rivolgersi, non hanno il coraggio di rivolgersi né ai genitori né a un professore, perché magari anche se ne vergognano, e interiorizzano questo malessere. E questo può, e purtroppo lo so per certo perché sono a contatto con molti genitori che hanno perso figli, questo è uno dei motivi per cui alcuni ragazzi non riescono ad andare avanti. Per cui questi sono due motivi di necessità di integrare i giovani e di difficoltà. Poi sono i disturbi mentali, la malattia mentale in generale, che è vista come una qualcosa di cui non si può parlarne, e qui invece bisogna parlarne perché la malattia mentale è qualcosa a cui si può guarire ed è come una malattia fisica e va affrontata e ne va parlato nel giusto modo, ma non va stigmatizzata, così come non va stigmatizzato l'argomento suicidio. È un argomento di cui è giusto parlarne, è giusto chiedere, perché la cosa principale con i ragazzi che sono in difficoltà è che abbiano la possibilità di parlare e poter esprimere il proprio disagio. Dopo può succedere lo stesso perché può capitare lo stesso, non è detto che la cura sempre funzioni, che la cura del parlare sempre funzioni, però è una possibilità che diamo. Una persona che non parla non ha la possibilità proprio di esprimere il proprio disagio e spesso non si rende neanche conto che ci sono delle porte aperte che basta e bisogna provare a cui bisogna accedere e che potrebbero essere una via di salvezza. Una frase che mi viene in mente, che è molto importante sul suicidio, è che chi si suicida non vuole morire, ma vuole porre fine al dolore. Senti Alessandro, volevo chiederti una cosa. Tu ti eri accorto che c'era qualcosa in tuo figlio che non andava? Perché tu sei anche una persona anche aperta, una persona, come lo sentiamo parlare Alessandro, che capisce e riconosce il disagio. Sei diventato più forte dopo o eri in grado di capirlo anche prima e c'è stato un qualcosa che non ha ingranato?
Perché veramente si fa fatica a capire come fai tu genitore a non accorgerti che tuo figlio ha qualcosa che non va. Io sai, molte volte sento ma è una leggera depressione, è un momento particolare, sono ragazzi, vivono questi disagi. Cosa puoi dire? Perché le tue parole devono essere di aiuto. Tu fai un'analisi veramente perfetta di quello che al momento tu vedi. Ma ti eri accorto che qualcosa non andava in tuo figlio oppure era riuscito a mettere anche lui questa maschera che non si poteva penetrare e capire? Beh, io sono un educatore professionale, tra l'altro, e questo, il suicidio di mio figlio mi ha messo in crisi ovviamente, mi ha messo in crisi anche dal punto di vista professionale. Come dicevo prima, il suicidio ha numerose e diverse cause e anche all'interno dello stesso caso ci sono varie motivazioni che possono portare la persona a suicidarsi. Nel caso di mio figlio c'era un dolore di vivere, era un aspetto forse, non so come dirlo, ma forse intellettuale, c'era una difficoltà, un porsi nei confronti della vita in maniera nichilista, e noi abbiamo trovato molti scritti suoi dopo e abbiamo capito meglio. La risposta secca alla tua domanda è no, non ce ne siamo accorti. Matteo era Matteo, ma se io ti faccio vedere delle foto di Matteo a 17 anni, lui è morto a 18 anni, a volte lo vedi con lo sguardo triste, ma se ti faccio vedere lo sguardo di Matteo quando era bimbo, era il suo sguardo, era la sua. Vediamo anche le immagini che ha mandato il nostro, lo ringrazio Alessandro Cecconi di Matteo, grazie Alessandro, prego. Per cui per noi Matteo era quello, a volte aveva lo sguardo un po' triste, però era lui, non era una cosa che ci facesse pensare qualcosa di strano. Poi Matteo ha scritto molto, lui ha avuto negli ultimi 6 mesi, ha scritto tantissimo e se le ha tenute per lui, le abbiamo trovate dopo e lì noi abbiamo colto tutto il suo disagio. Noi no, non abbiamo capito, non l'ha capito sua sorella, non l'ha capito il suo migliore amico e questa è stata una delle domande che ci siamo fatti dopo, perché non abbiamo capito. E in parte Matteo è stato venuto in contatto con dei social che l'hanno in cui ha cercato come suicidarsi e l'hanno dissuaso dal parlarne con qualcuno, e questa è proprio la cosa più sbagliata per non farsi, perché non venisse scoperto il suo disagio, il suo dolore. Però in realtà molto spesso lo si confonde per quello che è il disagio giovanile, per quello che è la riservatezza di un adolescente, per quello che è un periodo che passano in cui magari i ragazzi sono meno aperti rispetto alla famiglia, però comunque con Matteo si faceva tutto insieme, per cui insomma anche il percorso scolastico era buono. Io ripeto, siccome sono a contatto con molti genitori occupandomi di gruppi di automutuo aiuto, e nel caso di un gruppo specifico sul lutto per suicidio, perché sono facilitatore e volontario con la Caritas Vicentina, sono in contatto con molti genitori e al di là nei casi eclatanti in cui il ragazzo aveva manifestato un disagio ed spesso era già in cura con uno psicoterapeuta, e al di là di questo in moltissimi casi i ragazzi non ne parlano. La famiglia poi magari è l'ultima con cui vanno a parlarne, e questo sia nel caso di bullismo che nel caso di un disagio di vivere, come era il caso di Matteo, sia quando non si riesce ad affrontare il dolore che si ha. E Matteo non ha parlato con nessuno, né con il suo migliore amico né con un insegnante, aveva cercato il numero di uno psicologo, ma poi abbiamo verificato che non l'aveva chiamato, e lui scrive: ho ben dissimulato. E nell'ultima lettera che ci ha lasciato, ho ben dissimulato, non datevi colpe che non avete. Allora, da mamma, no, non ce ne cosa siamo vuoi accorti. dire al nostro Alessandro Cecconi? Tu, Giulia Rossetto, stai vivendo una vita parallela, nel senso sempre un disagio è.
sempre Sì, un qualcosa da superare. però- L'aiuto anche delle parole di Alessandro fanno ben sperare. Ecco, questi genitori che si pongono domande, ma le risposte fanno fatica ad arrivare. Prego. Alessandro ha detto delle cose lui ha detto tante cose, ma tutte molto importanti. La prima che mi è rimasta particolarmente di quello che ha detto lui è che parte anche dai genitori, no? Sono i genitori che devono educare i figli e devono seguire i figli. Io vedo che nella società di oggi questa cosa non succede. I genitori stanno un po' delegando il ruolo genitoriale e piuttosto che fare il genitore diventano i fan del figlio, diventano amici dei figli, perché se io impongo troppe regole, dico troppi no, poi mio figlio si arrabbia. Allora per non farlo arrabbiare gliele do tutte vinte, gli dico sempre di sì, divento il suo migliore amico, così parliamo e sto facendo il genitore bene perché ho un dialogo con mio figlio. Sì, ok. Vanno anche contenuti questi ragazzi. Io ho 2 figli, ho lui con la sua diagnosi e tutto quello che ne consegue e ho sua sorella che ha 1 anno più grande, quindi ha 11 anni e mezzo, è appena entrata nell'adolescenza e io la vivo anche questa dinamica da mamma, per cui se tu non li contieni un attimo, non dai dei limiti precisi, fissi, non chissà quanti, ne bastano qualcuno, hanno bisogno di essere contenuti, perché poi come diceva anche questo papà, i ragazzi, Alessandro, puoi chiamarlo Alessandro. Ok, arrivano anche a sentirsi qualche volta superiori, no? Come diceva lui, e non è così, non è proprio così, non va bene. Paolo Bellò, come commenti? Tu che fai invece un ruolo importante, questa cooperativa. Ecco, vita è la prima parola, e lavoro, perché il lavoro ti fa anche vivere, ti fa vivere anche bene, il lavoro è fondamentale per una vita serena, lo studio lo stesso, lo sport lo stesso, prego. Sono pienamente d'accordo con la mamma, perché all'interno della vita quotidiana il senso delle regole è un po' andato sciamando, diciamo così, mentre invece i ragazzi hanno bisogno di regole, hanno bisogno di un percorso di vita, e quello che noi cerchiamo di monitorare è proprio le aspettative di vita dei ragazzi che arrivano da noi, per cercare di incentivarli dove hanno voglia di andare, il percorso che vogliono fare, sia sotto l'aspetto di vita che anche sotto l'aspetto lavorativo. Molte volte, ahimè, devo dire che i genitori sono un po' iperprotettivi, mentre invece tipo nell'abitare, lasciarli venire in co-housing dove possano fare le attività quotidiane, da lavarsi la roba, da prepararsi la tavola, cose di normalità, che però, poverino, mio figlio, poverino, non gli farete mica fare questo, non Però è mica una poverino il figlio, femmina. non poverina la figlia lo deve fare magari perché il fratello è maggiore, no, perché è così, guarda, è così. Allora, È così, per carità, è così. l'invito mio è ai genitori di affidarsi anche al mondo degli specialisti. Vedo che anche il papà, Alessandro Cecconi, è un educatore e, ahimè, capisco anche la sua posizione da educatore ad aver avuto figlio, però è come il calzolaio scalzo. No? Magari stanno attenti al mondo che li circonda a livello lavorativo e magari viene trascurato in casa perché si pensa che sia tutto alla luce del sole.
L'importante comunque, tornando indietro, è il percorso di vita, poter avere anche a livello lavorativo. Noi cerchiamo di spingerli verso il mondo esterno e chiamare il mondo esterno da noi. Il fatto, ad esempio, a Montebelluna di aver aperto il bar. I ragazzi fanno la fila per poter essere partecipi al bar e servire le persone e questo mi riempie il cuore, perché poi vedi che la gente comincia a venire da noi a trovarci, comincia a frequentare, a socializzare, e questo è un mondo per il quale io vivo, cioè vedere, creare i presupposti perché i ragazzi, anche se con disagio, possano sentirsi al servizio, parte della comunità. Alessandro Cecconi, quello che volevo chiederti è che però i conti non mi tornano, nel senso, voi fate gli educatori, questi ragazzi diversamente agili, come li chiamo io, ecco, riescono ad avere anche un diploma, un attestato, però poi non vengono assunti. Questa è i numeri non tornano, me lo dicono i sindacati, nonostante la legge lo preveda. Queste aziende fanno difficoltà ad assumere questo ragazzo. Ne ho avuto uno in particolare, che lo cito, Davide, che lui proprio ama fare il cameriere, neppure alla sagra lo hanno voluto. Ecco, lui e la mamma, perché la mamma si era offerta, siccome aveva capito che secondo qualcuno questo ragazzo creava problemi, non avrebbero fatto un lavoro veloce, praticamente arrivavano tutti i vassoi da portare fuori fuorché a Davide e a sua mamma. Siamo lontani anni luce da quello che dovrebbero avere diritto questi ragazzi, da quello veramente, perché noi in Italia abbiamo parole, 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 ma poi i fatti quando stringi non arrivano, non ci sono. I numeri, oppure questa ragazza, questa donna che sta scrivendo un libro bellissimo che poi vi proporrò, dovrebbe anche averlo scritto, ha detto certo che ho un lavoro, a 42 anni ci mancherebbe che non avessi il lavoro, però non mi fanno far strada, non riesco ad andare avanti, non mi lasciano, non voglio, sono ferma là, anche se avrei le potenzialità per andare avanti. Ecco, il ruolo dell'educatore fin da piccoli qual è? Perché a questo punto io mi domando, ma cosa sarà il dopo di noi, di questi genitori, per questi figli? Prego. Sì. Beh, in questo caso servono sicuramente dei percorsi scuola-lavoro, per cui dei percorsi specifici, che magari non sono quelli professionali o tecnici standard, però servono dei percorsi specifici che possono valorizzare le capacità dei ragazzi che hanno delle difficoltà. E poi c'è l'aspetto invece sociale, per cui può esserci pregiudizio, ignoranza. Molte aziende ritengono che una persona disabile non sia in grado di svolgere un certo lavoro, che non abbia delle competenze. Invece queste competenze magari possono essere implementate anche in una persona con disabilità. Tutto questo nell'ottica di una cultura inclusiva, non solo come obbligo di legge, perché c'è un obbligo di legge per aziende di assumere una parte di persone con disabilità, ma come un valore di un'opportunità professionale anche per le persone che hanno difficoltà, anche per i ragazzi che hanno difficoltà. Quindi anche questo andrebbe fatto sulla formazione non tanto e solo di ragazzi, ma anche di datori di lavoro, certo, che possono saper adattare a mansioni, essere flessibili sugli orari e le postazioni. Tutto questo sembra un carico di costi e di burocrazia per un'azienda, per cui l'azienda può essere spaventata di fronte al fatto di avere delle limitazioni su quelle che sono le proprie strutture interne, le proprie procedure, oppure un aumento dei costi. E queste sono cose che frenano, che possono frenare l'assunzione di giovani che magari hanno delle difficoltà che possono essere adattate alle competenze che vengono richieste. Allora, Paolo Bellò, poi volevo sentire anche Giulia Rossetto, ma prima Paolo Bellò che si occupa proprio di questo. Io sono convinta, Paolo, non so se te l'ho detto anche l'ultima volta, che nel momento che questi ragazzi all'interno di queste associazioni, di questi CEOD, riescono a svolgere il lavoro che l'azienda porta, l'assembramento, questo ragazzo nel momento che è capace di fare questo lavoro per questa azienda,
questa azienda lo deve assumere, accompagnato dall'educatore, come lo segue là, lo può seguire benissimo anche in azienda. Allora forse questo datore di lavoro che adesso non c'è, perché i numeri non lo dicono i sindacati, cioè non è che me li inventi io, forse si fiderebbe di più e forse aprirebbe gli occhi dove capisce che questo ragazzo è in grado di lavorare. Perché se continuiamo a portare il lavoro dalle aziende dentro il pseudo, una volta finito o chi lavora, a ritornare alle aziende che poi vendono questo prodotto e anche magari pagare questi ragazzi che lavorano, non sarebbe male. Cosa dici, Paolo Bellò? Sono due aspetti complementari. Una cosa è l'attività che noi facciamo come ramo B, quindi come aziende, per lavori in terziario, diciamo così, dove abbiamo in un luogo protetto persone che si avviano al lavoro e che hanno bisogno di una certa scolarizzazione. Poi all'interno di questi ragazzi, quelli che prendono mano, che prendono piede, vengono lanciati verso le aziende. È chiaro che l'offerta che c'è nel mercato è poca, quindi va fatta cultura rispetto a tutte le aziende dei vari settori che esiste questa possibilità. Però non è che i lavori che vengono fatti tipo da noi nel ramo B sono lavori che servono come scolarizzazione verso il lavoro, come gli appartamenti servono come scolarizzazione per la vita quotidiana di tutti i giorni. Da lì poi noi nell'arco degli ultimi 3-4 anni abbiamo tirato fuori 7-8 persone che e oggi hanno un contratto. Lavorano presso aziende. Ma vedi Paolo, non mi torna, nel senso che tu hai detto noi abbiamo fatto questo è quel ruolo che svolgiamo, 7-8 li abbiamo fatti. Ma io non devo mica essere fortunato a trovare Paolo Bellò a essere su quella cooperativa. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto. Nel momento che io sono in grado, che ho fatto questa scolarizzazione come hai detto tu, che riesco a fare questo lavoro che è utile per l'azienda mi deve assumere, punto. Sì. Basta, è inutile che ce l'hai. E forse posso vivere anche da solo, in co-housing. Certo. Magari assieme ad altri ragazzi. Non vorrai mica dirmi che gira così, Paolo? Per qualche fortunato sì? No Paolo, no, perché non ci sto, hai capito? Non ci sto, perché io vedo Paolo. E allora io dico grazie perché vi invito, però i numeri non tornano. Questa mamma pensa all'umiliazione, pensa alla disperazione. Questo ragazzo però è riuscito a fare il cameriere grazie a Mirella. Ma guarda te, ma devo io? Ma non so io, hai capito? Questo, cioè quando io sono in grado, mamma dimmi tu se ho torto o ragione, quando sono in grado di lavorare, tu mi devi far lavorare, mi devi anche pagare per il mio lavoro, mi devi anche pagare perché quei soldi mi servono anche per avere una mia indipendenza, o sbaglio? Prego. Giustissimo, ma secondo me l'aspetto che manca in tutto questo discorso che stiamo facendo adesso è che va bene a insegnare ai ragazzi, prepararli, dargli una formazione, però vanno affiancate anche le aziende. Tu devi formare, spiegare, insegnare all'azienda come vedere quel ragazzo con quella particolarità. C'è un'azienda in Italia ad oggi, in tutta Italia, siamo 21 regioni, ce n'è una che ha la sede in Italia, lavora Italia-Svizzera. Lei, proprio per protocollo aziendale, assume esclusivamente personale, dipendenti che rientrano nello spettro autistico ad alto funzionamento, gli ex Asperger, perché hanno capito che questi ragazzi sono così e lavorano benissimo, hanno un'attenzione al particolare, al dettaglio, non gli sfugge una virgola che sia una, fanno meno errori di una macchina, di un computer, perché la diagnosi li porta ad avere questa attenzione così dettagliata
ai particolari che magari noi non vediamo. Io da mamma ogni tanto, lui, mio figlio, mi arriva con ma però mamma questo qua, e io non mi ero accorta. Se ne accorge lui che magari è dall'altra parte della stanza, io che ho la cosa sotto il naso non lo vedo, lo vede lui. Questa azienda ha capito bene questa cosa e assume esclusivamente questo tipo di ragazzi, gli ex Asperger, no? Ad alto funzionamento. Ma è un'azienda in Italia, una sola, quindi secondo me dovrebbe esserci da parte delle istituzioni un affiancamento per le aziende, per insegnargli a vedere anche i vantaggi di una diagnosi, perché è un percorso in salita, sì, cioè io da mamma ve lo dico proprio senza nessuna remora, è un percorso tutto in salita. Però ci sono anche i vantaggi, ci sono anche le cose belle dietro le diagnosi, non è tutto brutto, ci sono anche le cose positive. Quindi impariamo, insegniamo alle aziende a vedere anche quello. Sentiamo Alessandro Cecconi come commenta le parole di Paolo Bellò e anche della nostra Giulia Rossetto. Prego. Sì, diciamo che mi trovo assolutamente d'accordo con quello che hanno detto, perché abbiamo parlato non solo di preparazione dei ragazzi, ma anche di preparazione delle aziende. Certo. Per cui di conoscenza anche, perché anche le aziende vanno fatti conoscere quelli che sono gli strumenti che possono essere utilizzati. L'esempio bellissimo che ha portato la mamma sugli Asperger è l'esempio di persone che sono altamente funzionali, ma un'azienda, un titolare d'azienda, questa cosa forse non è neanche a conoscenza di poter avere questo tesoro di cui non sono a conoscenza, per cui non sono in grado di utilizzarlo e di rimettere in circolo, poi in un circolo virtuoso, delle persone che poi possono essere autonome, possono essere indipendenti ed avere un sostegno per vivere, per cui direi che se funziona da una parte funziona anche dall'altra, perché va bene per l'azienda e va bene per la società, perché avere delle persone che sono in grado di mantenersi è un fattore primario per la società. Alessandro, come vedi questi ragazzi? Tu da educatore, ecco, perché giustamente la nostra Giulia Rossetto ha detto vi posso assicurare che è un percorso esclusivamente in salita, ma prima o poi questi ragazzi faranno anche la discesa, non c'è niente da fare, prima o poi arriverà la discesa, devono essere preparati per la discesa e per fare questa discesa abbiamo bisogno di più cose, ascolto, preparazione, proprio apertura mentale, culturale, per far capire che questi ragazzi non sono dei numeri, ma sono delle persone che dobbiamo inserire fin da piccoli, con degli educatori nel mondo dello sport, della scuola, ma vogliamo capire, abbiamo una scuola inclusiva preparata a questo, oppure io quello che vedo e le mamme che vengono in questa trasmissione, ad esempio cito una, la lingua dei segni, tanto per citarne una, di questa bambina che è diventata ragazza, 18 anni, ma per la scuola proprio una tragedia, una scuola che la mamma non voleva. Ecco, perché mia figlia non può frequentare il CEOD, ma perché mia figlia? Perché non sente, deve frequentare un CEOD. Mia figlia è normale, basta mettere ecco, il maestro di sostegno fin da piccola, aiutarla, ma vediamo sempre che la scuola parte in ritardo per tutti, specialmente per le fragilità. E allora come facciamo con questi ragazzi? Perché loro devono studiare, devono anzi correre, perché se tu non li stimoli poi a 14-15 anni diventa un problema, perciò bisogna andare a monte, ma qualcuno vede questo monte? No. Oppure siamo nella nebbia totale? Tu da educatore cosa vedi, Alessandro? Sì, allora, quando parliamo di ragazzi facciamo un gran minestrone perché c'è di tutto e a volte non mi piace molto etichettarli, però possiamo fare un'analisi generale, sapendo che appunto che è un'analisi generale e non specifica, perché ogni caso è diverso. Si parla di fragilità degli adolescenti, molto spesso non è fragilità ma è complessità, perché vivono emozioni molto forti, emozioni forti e contrastanti, che sono dovute al momento della crescita, che sono dovute alla connessione col mondo e con la società in cui sono, e sono emozioni molto forti. Emozioni che magari ad un adulto possono sembrare
più banali, più semplici, ma che per loro è come la persona vive l'emozione che conta, non come gli altri la vedono. Poi sono ragazzi che sono iper sollecitati, perché crescono in un mondo molto veloce e competitivo, in cui si è continuamente giudicati. Basta vedere il sistema dei social, in cui ogni cosa tu dici, fai, scrivi, la foto che metti, tutto è soggetto a giudizio, e tutto e il contrario di tutto viene espresso. Per cui i ragazzi sono veramente bersagliati da un'infinità di giudizi, positivi e negativi. E questo è legato anche al tema della connessione, in cui si è iperconnessi ma ipersoli, perché ci sono contatti, ci sono migliaia magari di amicizie, ma la profondità e la relazione in presenza molto spesso può mancare. Senti Alessandro, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Tu sei favorevole alla NAIA obbligatoria, a parte che c'è già il servizio civile per chi vuole farlo. Tu come vedi questa proposta che sta prendendo campo, che sembra che abbia l'approvazione di molti? Ma insomma, detta così, mi sembra che se c'è il servizio civile, forse è meglio il servizio civile che la NAIA. Paolo Bellò? Ma servizio civile o NAIA, l'importante per me è rientrare nel concetto di imparare delle regole, di imparare il senso dello Stato. Poi il servizio civile, ormai è servizio civile è quello che più ha preso campo, no? E che si presta a poter essere utilizzato nel miglior modo. L'importante per me è che rientri il fattore di un periodo in cui ai ragazzi viene espressamente indicato regole, diritti, doveri, il senso dello Stato, perché sempre più vedi i social, vedi che c'è un mondo che va, non dico allo sbaraglio, ma quasi. Ma scusa Paolo, ma non ti sembra che sarebbe utile iniziare a fare servizio civile già alle elementari? Magari partecipando questi ragazzi alle associazioni di volontariato, sì. Aiutare, non è un servizio civile questo, certo. Ma di cosa stiamo cercando di parlare? Cioè io non riesco mica a capire quando qualcuno si alza al mattino e dice facciamo questa, ma la facciamo già. Il problema è che non abbiamo i ragazzi perché non ce li portano, non ce li mandano e da soli di sicuro non arrivano. Però io sono convinta che se questi ragazzi fossero avvicinati al mondo del volontariato, sì. Ognuno può scegliere quello che vuole, siamo 700 associazioni, vuoi vedere che non ne trovi ma una, Giulia? Giulia? Le parole di prima sue, che dite ma i genitori sono anche iperprotettivi, ma poverino mio figlio. Non andrà mica a fare il volontario mio figlio. Vorrei mica metterlo insieme ai ragazzini che hanno disabilità, vero? Guai? Il capocannoniere della squadra di calcio del patronato, per piacere, come ti viene? Dai, i genitori sono così, i genitori sono così, cioè io la vedo tutti i giorni questa cosa, è così, è anche peggio qualche volta no, però la media è questa. Racconta Alessandro Cecconi anche a Paolo Bellò quello che hai combinato, visto che trovavi tutte le porte chiuse, che non riuscivi a aprire sto compleanno, sto ragazzo, nessuno partecipava, nessuno veniva. Senti Alessandro, senti Paolo cosa ha combinato la nostra Giulia. Allora, sostanzialmente è successo che mio figlio non frequenta sport per i motivi che abbiamo detto prima. E non frequenta il catechismo, non ha altri gruppi oltre la scuola, altri gruppi di coetanei, di pari oltre la scuola. Quest'anno è successo che per una serie di coincidenze più o meno sfortunate nessuno dei suoi compagni di classe poteva venire a fare il suo compleanno, a festeggiare il suo compleanno. Quindi mi trovavo che avevo mio figlio, mia figlia, un bambino che aveva avuto la possibilità di esserci e basta, e facciamo il compleanno in 3, cioè mio figlio è autistico, ma appunto è autistico, capisce, intende perfettamente, che dopo non sia in grado di spiegarsi è un altro discorso, però ci sono io però. Esattamente. Lui intende perfettamente, arrivano tutte le dinamiche che vive intorno a lui, gli arrivano tutte. Io non volevo fare un compleanno con 3 bambini, mi sembrava veramente, tra cui il festeggiato, mi sembrava veramente una cosa molto triste. Cosa faccio, cosa non faccio? Faccio un appello sui social, ho scritto un post su Facebook
scrivendo in prima persona come se fosse mio figlio a parlare, spiegando che non aveva degli invitati al suo compleanno quest'anno. Se qualcuno avesse avuto piacere di festeggiare, l'indirizzo della festa era il seguente e lui li aspettava lì. Era un parco? Un parco, piccolino anche, contenuto. E io pensavo, io non mi immaginavo di avere tutto questo poi riscontro che è stato, e mi fa molto piacere in realtà. Io mi aspettavo quei 7-8 bimbi, facciamo il compleanno e finita lì. Ha risposto tutta Padova. Io sono stata, il mio post sui social, su Facebook, è stato rimbalzato in tutta Italia, mi hanno letto dal Cadore, mi hanno pubblicata sul Messaggero di Roma, io sono veneta, io sono di Padova, sono arrivata al Lazio, sono arrivata in Sicilia, sono arrivata in Puglia, amiche dalla Puglia che mi scrivevano: ti ho letta, sei fantastica, magari se riesco a venire vengo anch'io. Che possono essere utili, Giulia. Sentiamo allora i due educatori. Allora iniziamo da Alessandro Cecconi, questa mamma che se metti in prima linea anche i nostri compleanni, basta, li facciamo tutti assieme. Ecco che il social diventa importante, il social ti proietta, noi che condanniamo sempre, questa volta benedetto social. Allora, come educatore Alessandro, cosa dici a questa mamma e a questo meraviglioso ragazzo? Beh, come hai detto tu, che i social veramente possono diventare un'opportunità. Devo dire che la mamma è stata brava, è stata anche un po' fortunata perché ha messo una bomba a mano, cioè c'era il rischio che succedesse di tutto. Però è stata fortunata e probabilmente è stata brava, e perché la fortuna aiuta gli eudati, si dice, ma aiuta anche chi è bravo a farlo. È bellissimo che abbia preso questa iniziativa. Ma poi da queste cose possono nascere anche delle amicizie, perché poi le cose continuano, ci si conosce. Io ho avuto a che fare con molte persone conosciute attraverso i social, e poi per il caso di mio figlio, per quello che faccio per i sopravvissuti e al suicidio di una persona, e poi molto spesso queste persone le ho conosciute fisicamente. Siamo diventati amici, ci frequentiamo, ci sentiamo spesso. Lo stesso, i social vanno bene, per esempio nel mio caso abbiamo creato un gruppo di camminata, ci sono 50-60 persone, faremo la cena venerdì, siamo in 40, per cui i social non sono solo da demonizzare, sono uno strumento. L'importante, come tutti gli strumenti, è saperlo usare e usarlo bene. Paolo Bellò? Direi che sposo in maniera totale quello che ha detto Alessandro. I social usati bene fanno del bene. Ahimè, usati male dobbiamo stare attenti. Ecco. Una cosa che mi ha colpito che ha detto Alessandro Cecconi è stata quando è andata bene perché tu, Giulia, hai buttato una bomba a mano. Sì, potrebbe essere capitato di tutto e di più. Io invece non ci credo. No, guarda perché lei non ha buttato una bomba. Lei ha fatto capire alla società civile, alle persone che seguono, che l'importanza della solidarietà, che era una buona cosa. Tu non potevi partecipare se sei un delinquente. Guarda che se da una parte c'è stato un bel riscontro, è venuta fuori una cosa molto bella e qualche legame si è creato, dall'altra parte non sono mancate. Ma quello era scontato, lo avevi già messo nel sì, il bicchiere era pieno anche con quelli, però quelli che hanno risposto, che hai detto tu, tutta Padova, tutta Italia, perché siamo così. Se il messaggio è buono e sento che devo aiutare, devo mettermi anch'io alla prova, devo mettere la goccia, ci sono. Ed è il messaggio della solidarietà. Voi vedete le farmacie per i bambini cosa abbiamo raccolto, Paolo? La gente che ha donato, perché ha capito che ci sono delle famiglie che non hanno la possibilità di prendere i farmaci. Abbiamo sentito la colletta alimentare quest'anno dove mancano i soldi, abbiamo sentito un 8% in più di donazioni. Allora vuol dire che sto popolo italiano, tanto bistrattato, tanto giudicato, alla fine se tu stringi è buono, è sociale, aiuta
aiuta, perché questo, i banchi alimentari sono aiutati da volontari, da persone con 1000 problemi, ma riescono a trovare l'ora, la mezz'ora per dare agli altri, per aiutare. Allora, Giulia, io volevo che questa mattina, visto che è anche Natale, arrivasse questo messaggio. Quelli buoni, quelli bravi, quelli che hanno ancora questo cuore che si emoziona, perché noi dobbiamo vivere di emozioni, forse dobbiamo farci sentire di più. Ecco, forse dobbiamo cogliere questa emozione per donare non chissà cosa, ma anche un ciao, un saluto quando incontriamo questi ragazzi per strada. Questo ragazzo che ho intervistato che ha detto: se mi vedete un diversamente agile, abbracciatemi, incontratemi, salutatemi. Ma vi rendete conto cosa vi dicono questi ragazzi? Che lavorano benissimo, che forse negli uffici dovrebbero trovare più posto loro, che invece mettere persone che dovrebbero stare in strada, aiutare in maniera diversa e creare dei posti di lavoro a queste creature meravigliose. Cosa dice Alessandro? Poi ci salutiamo. Ma sì, certamente, cioè, bisogna anche vedere l'aspetto positivo e quello che di bello c'è. Lo diceva nella prima ora quella persona che seguiva gli animali, che le associazioni portano avanti moltissimo l'Italia, il volontariato, le associazioni, ma mi è venuto in mente con quello che dicevi tu, quel fatto di cronaca di Milano, di quella mamma che portava un girasole nel parco giochi dove era morto, il campo da basket dove è morto suo figlio, che ha trovato che c'era una persona che glieli portava via e lei ha chiesto di lasciarli, la persona gli ha scritto: se tutti quanti portassero un fiore per un morto, Milano sarebbe una pattumiera. A me viene in mente che Milano sarebbe un giardino fiorito. E la risposta è stata fortissima, perché ci sono trovati, hanno portato centinaia e centinaia di girasoli, per cui c'è sicuramente una grandissima fetta della società che è bella, positiva e che ha bisogno e voglia di questo anche. Grazie a Alessandro Cecconi, ecco, grazie di essere stato con noi. Paolo Bellò, come ci saluti, con quale messaggio? Vi saluto invitandovi in primo luogo a venire a Montebelluna. Allora Giulia, devi andare a trovare bar. Paolo a Montebelluna con i tuoi adorati figli. Certo. Volentieri. Siamo lì e se mi permettete di fare gli auguri a tutto il mio personale, perché è il fiore all'occhiello della nostra azienda. Sono 100 dipendenti che ogni giorno scommettono con me rispetto ai temi che abbiamo affrontato, pensando singolarmente ad ogni persona nel proprio progetto di vita. E quindi un plauso e un saluto. Meritato. Giulia, come ci saluti? Con quale messaggio e che auguri vuoi fare? Io ci terrei a fare un piccolo appello a chi ci sta ascoltando: quando i vostri figli, i vostri nipoti sono in classe con qualche bambino o bambina che ha difficoltà diverse, non giratevi dall'altra parte, insegnate ai vostri figli che anche questi bambini possono giocare. Questi bambini un domani diventano grandi, non rimangono piccoli, crescono. La qualità della loro crescita dipende anche e soprattutto dalle relazioni che vivono fuori casa. Quindi l'impatto e il confronto con gli altri ha un esito altissimo, importantissimo. Quindi insegnate ai vostri figli l'inclusione, a non vedere le differenze, andare oltre, a vedere il bambino che c'è dietro, il ragazzo delle medie che c'è dietro, il ragazzo delle superiori taciturno, magari aspetta solo che un altro arrivi a dirgli ciao, come stai? O bevi il caffè con me a merenda. Insegnate questo ai vostri figli, perché è importante, perché noi da genitori facciamo la nostra parte, ma abbiamo bisogno che anche voi facciate la vostra. Grazie veramente anche a Giulia Rossetto per queste parole, per questo messaggio. Paolo Bellò si ferma ancora un po' con noi, mentre saluto anche Alessandro Cecconi. Ecco, forse anche queste mamme che potrebbero incontrarsi, Alessandro, allargare il tavolo, ecco, di questi sopravvissuti, perché anche io penso che tutti questi genitori cercano di sopravvivere per cercare di trovare il dopo di noi, perché ancora
non c'è il dopo di noi, è là il problema grande. Perciò se questi sopravvissuti si mettono tutti assieme per cercare veramente di trovare, ecco, e far capire alle istituzioni che ci deve essere un dopo di noi, dopo di questi genitori, per questi ragazzi che hanno bisogno di tante piccole cose ma che sono meravigliosi. Grazie, grazie, pubblicità. Grazie. Vi presento un altro ospite gradito, vediamo se è collegato il professor Daniele Castagneri, eccolo qua, buongiorno professore, professore associato studi di Padova che si occupa di foreste, bellezza, utilità e risorse. È rimasto con noi Paolo Bellò, presidente cooperativa Vita e Lavoro, perciò, ma professore, mi scusa se faccio questa domanda, ma può essere che anche in queste bellezze che abbiamo, queste foreste anche vicino a casa, a 2 passi da casa, non posso diventare utili per i diversamente agili, dare lavoro ai fragili, cercare di capire quanto è importante la natura. Pensi professore, la voglio raccontare e anche a Paolo Bellò, io ho gli orti sociali nel bellissimo parco dello Storga a Treviso, dove mi arrivavano questi ragazzi con i pseudo diversamente agili, come li chiamo io, e c'era una ragazza, professore, che non camminava, sempre seduta, sempre seduta. A un certo momento, era una giornata molto calda, ho detto mettiamola sotto quella bellissima quercia enorme che abbiamo, così si ripare, magari così ci vede. Sa cos'è successo, professore? Che questa ragazza si è alzata e piano piano ha iniziato a camminare, a venire vicino. Noi eravamo là bloccati, non capivamo come, nei suoi tempi, nei suoi modi. Cioè, quanto può fare la natura, professore? Forse qualcuno non l'ha ancora capito. Prego. Penso che lo stiamo capendo, penso di sì. Penso che ci sia un'attenzione, per fortuna, sempre crescente a vari livelli. E, sicuramente per le persone che possono avere delle difficoltà, penso che ci siano percorsi. Guardi, proprio mezz'ora fa parlavo con un collega che mi dice che anche al CAI, adesso più sulla montagna che proprio sulle foreste, ma si adoperano anche per portare persone che purtroppo non possono più camminare in queste situazioni di grande bellezza che sicuramente aprono, diciamo, un po' il cuore a queste persone. E quindi io penso che ci sia una crescente consapevolezza. Vediamo anche sempre più dei percorsi fatti nelle foreste per permettere a persone che soprattutto non deambulano facilmente di accedere. Quindi penso che l'attenzione sia crescente, che si stiano facendo dei passi in avanti veramente importanti, ecco, in questo senso. Professore, riusciamo a capire l'importanza di avere l'utilità delle risorse che abbiamo? Quanto fortunati siamo? Riusciamo a capire l'importanza che abbiamo? Fortunatamente ne abbiamo ancora, non so per quanto, ma almeno adesso possiamo dire che le abbiamo, di queste risorse che ci dà la natura, questa natura veramente che è di una generosità unica se la lasciamo in pace. Prego, professore. Sì, le risorse appunto che la foresta ci può dare sono tantissime, sono appunto a tanti livelli, ed era appunto un po' quello di cui mi immaginavo appunto raccontarvi un po' oggi. Ecco, questa è quella più, secondo me, più semplice, quella più che semplice, quella più conosciuta, no? Quella che percepiamo anche, diciamo, noi cittadini. In realtà mi occupo di foreste, ma sono un cittadino, cioè il fatto che la foresta è bella. E quindi passeggiare nella foresta effettivamente, diciamo, ci fa bene. Infatti ci sono proprio addirittura degli studi che lo dimostrano, così come ci fa bene il verde urbano. Quindi questa è una funzione della foresta che, diciamo, più tecnicamente chiamiamo funzione turistico-ricreativa, che penso che sia molto, molto chiaro ormai a tutti. Però è qualcosa che, ecco, in realtà ci siamo accorti diciamo negli ultimi decenni. Perché appunto prima la foresta veniva usata e forse addirittura vista in modo un po'
un po' lontano, un po' come un sistema disordinato, tant'è appunto che anche in italiano usiamo parole tipo selvaggio e selvatico per dare un'idea di qualcosa di disorganizzato, di lontano. In realtà appunto dall'Ottocento con i filosofi e gli artisti, soprattutto d'Europa centrale, tedeschi, ma poi via via sempre più in Europa, ci siamo accorti di quanto le foreste sono belle, e già solo questa bellezza, il fatto di andarci è un servizio importante, ecco, questo è forse quello che riusciamo a percepire tutti. Un mesetto fa sono andato appunto di quella foto con la mia famiglia nel Bosco del Cansiglio, perché in quel periodo, perché appunto è quello che adesso si chiama, insomma da un po' di anni si chiama foliage, no? Cioè queste foreste, soprattutto di alcune specie, per guardate cui in questo caso i colori, di faggio. guardate la meraviglia, guardate. Sì. E appunto mi ha fatto riflettere perché in Cansiglio solo bosco c'è, non c'è molto altro, non ci sono vette dolomitiche, non ci sono servizi, e c'erano i parcheggi pieni, c'erano penso migliaia di persone, c'erano moto, bici, automobili, e la giornata era anche bruttina, la classica giornata. Voglia di natura allora, professore? Voglia di bosco, cioè migliaia di persone che vanno esclusivamente per il bosco, perché ripeto, in Cansiglio non c'è molto altro, per cui persone che si muovono per andare a vedere questa bellezza. Quindi Professore, questa bellezza devo correre perché il tempo è tiranno, ma come vedi i giovani? Perché io vedo che i giovani si battono molto per l'ambiente, scendono nelle piazze, loro ci tengono, sono ascoltati poco, delle volte fanno anche degli atti che veramente qualcuno condanna, però bisogna iniziare anche ad ascoltare, perché non è che abbiano proprio tanto tempo per salvare il mondo, visto come si stanno muovendo i grandi della terra. Forse vanno anche capiti questi ragazzi, perché di sicuro non vedranno la bellezza che abbiamo visto noi, Paolo, le farfalle grandi così, le margherite grandi così. Questi fra poco, se non si mettono veramente un freno, non vedranno neanche più le margherite se andiamo avanti così. Come vede lei i giovani? Cosa chiedono questi giovani? Lei è un insegnante, poi oltretutto un professore. Come li vede questi ragazzi, questa gioventù? Ecco, una gioventù veramente che sta correndo in fretta, ma non per colpa sua, sta volando addirittura. Prego. Ma il mio personalissima opinione rispetto appunto agli studenti che vedo oggi nelle aule è che io li vedo molto simili a come eravamo noi. Io ho studiato ormai una ventina d'anni fa, non li vedo tanto diversi, sembra sempre di sentire appunto i luoghi comuni, i giovani non sono più quelli di una volta, non hanno ideali, io non li vedo diversi da come eravamo noi. Si è giovani, per cui si è magari un po' confusi, però gli ideali spesso sotto sotto ci sono. C'è secondo me spesso, almeno nei giovani che vedo io, un senso di responsabilità. Naturalmente c'è chi si impegna di più, chi si impegna di meno, e magari chi si impegna di meno perché ha, chi lo sa, qualche problema che non stanno a giudicare, per cui io non vedo una caduta dei valori. E poi appunto abbiamo queste piazze che spesso si riempiono per nobili motivi, per cui ecco il mio giudizio. Sono perfettamente d'accordo, tanto è vero che ormai è una settimana che apro con un'orchestra di giovani dai 14 ai 22 anni, ecco, con dei brani, naturalmente questa orchestra è stata chiusa, professore, perché non ha trovato il supporto dopo 40 anni di storia, 1200 ragazzi passati, ecco, su questa meravigliosa orchestra. Ma andiamo avanti, speriamo che cambi. Abbiamo Leone a Trebasele, che vai Leone? Mille grazie, saluto gli ospiti. Allora, io mi sono accorto che ci sono gli olmi che stanno morendo nelle mie siepi. Sì. Allora mi sono dato da fare, ho fatto un po' di ricerca e ho trovato che c'è una malattia che viene dal Nord America che si chiama graffiosi. Sì. Allora, io non sapevo di questa malattia, però tutti gli esperti la conoscono. Come mai noi agricoltori non siamo stati informati? Allora, io penso che si potrebbe fare quello che si fa con le viti quando si ammalano
di flavescenza dorata. Quando ci accorgiamo che un olmo si ammala, tagliarlo, bruciarlo, così possiamo contenere questa malattia. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, prego professore. Grazie. Allora, non sono un espertissimo, per cui non me la sento di dare consigli sul trattamento. La grafiosi dell'olmo sì, è una malattia effettivamente conosciuta e che effettivamente ha impattato abbastanza la specie. Di olmi non ne troviamo tantissimi nelle nostre foreste, che però è una specie assolutamente che dovrebbe essere presente nelle foreste, insomma, bassomontane. Su cosa fare non me la sento di dare consigli. No, io lo so perché ho avuto un ospite e mi sembra che proprio Leone avesse fatto la stessa domanda a questo ospite esperto. Non mi ricordo se era il professore dell'orto botanico che abbiamo a Padova, il quale ha detto che purtroppo bisogna tagliarli molto bassi e vedere chi riuscirà a sopravvivere. Questo è stato il consiglio che aveva dato questo professore a Leone, che mi sembra avesse chiesto la stessa cosa. Non c'è niente da fare, bisogna tagliarli e sperare che qualcuno riesca a sopravvivere. Paolo Bellò, anche voi tutti noi stiamo cercando di sopravvivere con questa burocrazia. Cosa vuoi dire a Natale? Cosa farete? Stiamo cercando anche, abbiamo partecipato ad un bando per l'Infopoint a Pieve del Grappa, perché i ragazzi con disabilità vadano a gestire lo sportello di tutti i percorsi che vengono fatti nel Grappa. Bello. E aperti al pubblico. Il centro di Montebelluna sarà aperto per i mercatini di Natale come ogni anno. Stiamo partecipando con tutti i nostri centri nei vari mercati che fanno a Castelfranco, ad Asolo. No, se vi tenete le cose in casa bisogna anche farle vedere queste robe, no? Esatto. Cerchiamo in tutti i modi di essere in mezzo alla comunità. Come vedono questi ragazzi, questo ad esempio vita e lavoro anche su questi meravigliosi boschi che abbiamo ancora la fortuna i prati sono spariti, ma i boschi fortunatamente li abbiamo, di renderli partecipi anche quella che è la vita del bosco, ad esempio, lavorare nel bosco. L'anno scorso, per carità, lavorare nel bosco non ci è mai capitato. L'anno scorso, d'accordo col comune di Pieve del Grappa, abbiamo fatto con un'attività di divulgazione a tutte le cooperative per fare i vari percorsi con gli asini, conoscere gli alberi, ad esempio. Conoscere gli alberi e tutto. Sì. Professore, possiamo adesso riesca a capire che forse i bambini diventeranno bravi ragazzi, bravi adulti, se iniziamo da piccoli a far conoscere anche la natura. Io vicino a dove abito io abbiamo appunto questi alberi parlanti, così si chiama questo parco di Villa Margherita, però le posso assicurare che né genitori né figli conoscono gli alberi. Quando gliel'ho chiesto mi guardano per dire: non sarebbe utile invece iniziare a far capire a questi ragazzi che forse avvicinandoli di più anche con i genitori, con le famiglie, a questo mondo bellissimo che è la natura, conoscerla. Una volta i nostri anziani conoscevano tutte le erbe perché dovevano mangiare e perciò da piccoli iniziavano a conoscere. Qui non si conosce più niente, non si sa, si pensa che la gallina si prenda al supermercato, è una cosa incredibile. Come vedi questi giovani? Sarebbero portati a fare anche questi percorsi nei boschi, imparare, insegnare i diversamente agili? Prego professore. Sì, sicuramente sì. Adesso appunto ci sono vari percorsi di formazione, anche non universitari ma più brevi, per diventare guida a vari livelli. Penso che ci siano tante persone che sono interessate a trasmettere questa cultura e sicuramente c'è un forte scollamento della nostra società, soprattutto in pianura, ma forse un po' anche in montagna, e quindi sì, siamo diventati ignoranti nel riconoscere le specie o nel leggere un
un territorio. E le scuole, sì, quando guardiamo i nostri programmi didattici, elementari, medie, superiori, di foreste sostanzialmente non si parla, e poco di piante in generale, quindi stiamo perdendo la cultura, per cui si finisce un po', sì, appunto, magari nella gita che la scuola organizza, che ben venga, però secondo me, ovviamente, trattandosi di argomenti a me cari, sarebbe importante proprio rimetterlo un po' nei programmi scolastici, insomma, per conoscere. Ma anche nei programmi lavorativi, penso, andiamo a vedere ad esempio questo che veramente mi ha colpito molto, questo caporalato a Fregona. Andiamo a vedere, poi lo commentiamo col professore e anche con Bellò, col professor Castanieri e Paolo Bellò. Andiamo a vedere. No, caporalato Fregona. Adesso dovrebbe partire il servizio. Qui potrebbe esserci un caso di caporalato. Ma ci sono indagini in corso, io non è competenza mia cercare queste cose qui. Certo che vanno, vengono, non si sa che orari, non si sa niente, partono al mattino alle 6, tornano a sera tardi, mi pare che qualche cosa forse ci sarà. Forse un caso di caporalato, di sicuro di lavoratori irregolari se non clandestini, dietro la presenza in questa casa fatiscente di un numero imprecisato di extracomunitari scoperto dal sindaco Giacomo De Luca dopo insistenti segnalazioni dei vicini. Siamo a Borgo Luca di Fregona, ai piedi del Cansiglio. Qui tutti si conoscono e conoscono bene le case dove non ci abita più nessuno da tempo. E qui da almeno 30 anni nessuno ci ha messo più piede fino a quando un'oriunda italiana ha acquistato l'immobile. La signora che ha fatto la richiesta d'alloggio ha scritto solo che era proprietaria, ma non mi ha detto come, cosa. Mi ha fatto la richiesta d'alloggio, non mi ha detto quanti ne venivano, dopo che sono venuto, quanti ne venivano. E chi erano questi signori qua? Beh, insomma, può portare in paese 7-8 persone senza che l'autorità pubblica lo sappia, perché sennò... Perché è stato personalmente il sindaco ad andare a vedere cosa stava capitando là dentro. Sono venuto a vedere dove dormivano, ho visto il posto e non mi va bene. Ma lei è venuto qui con i carabinieri? Anche ho chiamato i carabinieri perché questi signori qua non volevano farsi riconoscere. Dopo, quando sono arrivati i carabinieri, sono scappati. Che ci sia molto che non torna lo descrive il sindaco stesso. Non può essere con la bombola del gas fuori di casa che si salta a parare qualcosa, la luce deve essere a posto, il bagno deve essere a posto, il riscaldamento ci deve essere, è una cosa indegna. Una situazione che ricorda il caso di caporalato scoperto l'anno scorso in una casa fatiscente di Negrisi e di Ponte di Piave. Qui però si tratterebbe di lavoratori all'interno di un allevamento avicolo della zona. Quelli che lei ha trovato qui, che nazionalità erano? Sono di nazionalità marocchine, lavorano tutti per un'azienda, non so come, ma non è competenza mia, e non si sono fatti riconoscere, non hanno dato le carte d'identità né niente. Ma poi sempre gli stessi oppure a rotazione? Ma io ne ho visti 7-8 che giravano, da volta sono 5, di volta sono 6, di volta sono 10, non si sa. Numeri in una casa che può accogliere al massimo 4 persone, altro segnale sospetto di una situazione dove c'è stretto legame tra la proprietà dell'immobile e cooperativa che gestisce il lavoro sugli allevamenti. Per questo il sindaco ha chiesto l'intervento dell'ispettorato del lavoro per fare luce sull'intera vicenda. Intanto oggi ha provveduto a dare un freno a queste presenze irregolari. E non voglio che stiano qua. Ho mandato proprio oggi una lettera in cui dico che la richiesta di alloggio è inidonea, non va bene, e che faccia la nuova idea con tutti i carismi, e dopodiché appena facciamo la verifica gli dirò sempre di no, perché la cosa non è ammissibile che la gente alloggi in questo posto. Allora, quello che volevo chiedere, professor Castanieri, è che queste risorse, perché sono risorse lavorative, ecco, ufficialmente non vengono assunte, ma come caporalato vanno benissimo, sperando che qualcuno non si accorga. Non so come non si può accorgere su un paese come Fregona che ci sono queste persone, perché c'è sempre il furbo che tenta di sorpassare l'asticella. Ma queste sono persone umane, sono creature, abbiamo bisogno di queste risorse. Cos'è la risorsa umana nel 2025? Lei è anche un professore, insegna all'università.
Noi abbiamo bisogno di queste risorse, però sembra che qualcuno si dimentichi che per avere la risorsa bisogna avere anche un alloggio, un tetto, un regolare contratto, uno stipendio giusto, però tutto costa e non si può fare, però poi li vediamo dove li troviamo. Prego, professore. Sì, direi che in Italia di risorse lavoro ne abbiamo tanto bisogno perché la demografia... Vediamo se riusciamo a riprendere la linea col professore. No, è caduto. Paolo, come commenti questo fatto? È un problema che fa parte anche della cultura. Dobbiamo cercare di limitarlo al massimo e le persone che servono devono essere accompagnate con l'abitazione, con un vivere civile, paghe anche se basse, però sempre che rendano la dignità della persona. Clandestini anche no. Nel momento in cui entrano con un regolare contratto di lavoro, con una regolare abitazione, secondo me è molto più auspicabile che non trovarseli e non sai da che parte sono arrivati. Dovremmo tutti avere dei canali entro i quali chiedere il personale e far transitare attraverso questi canali le necessità di lavoro, mettendoli nelle condizioni di vita. Perché queste aziende, abbiamo sentito che appunto hanno bisogno di queste figure per lavorare, vanno bene, poi quello che come si vivono non me ne frega più di niente, questo non può essere. Questo è il titolo speculativo che non sta bene. Non sta bene. Vediamo se c'è il professore Castanieri o se è caduta ancora. No, è caduta ancora la linea. Non pensi, Paolo, che una volta i nostri industriali con la quinta elementare erano più illuminati, nel senso che prima di tutto facevano le case vicino alle fabbriche, vicino alle fabbriche, non su un altro paese. No. Cercavano di dare quella dignità, perché l'operaio che andava a lavorare aveva una famiglia, doveva essere sereno, e avevano investito su questo. Pensate, noi abbiamo qua ad esempio la Piani, cito uno, famosissimo per questo, e non solo. Ormai si è dimenticato solo il mero guadagno, il business che mi interessa, tutto il resto che si arrangino. L'era del consumismo, l'era del guadagnare a tutti i costi, che però io spero che lasci il tempo che trova, che si torni un attimo con la consapevolezza di dire abbiamo bisogno di forza lavoro, perché in determinati mestieri non c'è più nessuno che va a farli. Le raccolte sui campi, ma anche i tecnici, il falegname, l'elettricista, mestieri che vanno alla ricerca di personale e non lo trovano, però va sempre fatto all'interno di canoni e di criteri di buonsenso. Sono d'accordo. La formazione si può fare. La formazione si può fare, abbiamo istituti che possono fare formazione, che possono aiutare tutti sia nella lingua che nel mestiere, ma i destinatari i datori di lavoro devono anche capire che va fatto all'interno di criteri di buonsenso. Buonsenso che manca a molte persone, a questi bulletti che continuano imperterriti a distruggere. Andiamo a vedere anche a picchiare questo servizio, papà e figlio picchiati dai bulli. Andiamo a Padova.
Mio figlio adesso che ha subito questo a livello psicologicamente sta malissimo, è a casa da scuola, non è riuscito a fare la partita di domenica. È arrabbiato, deluso, avvilito, ma ha trovato la forza di scrivere alla nostra redazione e denunciare quanto accaduto a suo figlio, accerchiato da una quindicina di coetanei di Caselle di Santa Maria di Sala che l'hanno umiliato e picchiato in un parchetto di Murelle di Villanova di Campo San Piero. Finché erano là è arrivato un gruppo di ragazzi, circa 15-17 ragazzi, e il primo si è avvicinato a mio figlio e le ha chiesto il nome e subito le ha dato un pugno in faccia. E mio figlio ha reagito e poi sono arrivati gli altri e l'hanno riempito di pugni e di calci. E come che non bastasse, le hanno portati via i vestiti, il giubbotto, la felpa, le scarpe, e l'hanno obbligato di inginocchiare e di leccare i sassi che erano per terra, e minacciandolo che se dice qualcosa o lui o la sua ragazza, le ha minacciato tutti e due che li ammazza. Una situazione che nessun genitore vorrebbe mai vivere e proprio per questo ai nostri microfoni lancio un appello affinché episodi simili non si ripetano mai più. Il messaggio che voglio trasmettere a tutti i genitori che hanno i ragazzi di questa età è di seguire sempre i loro figli, di stare attenti cosa indossano i loro figli, perché uno dei ragazzi che ha minacciato mio figlio, che gli ha dato anche le botte, aveva un tirapugni e l'ha tirato fuori dalla tasca minacciando che se dici qualcosa te lo mangi questo e ti ammazzo te e la tua ragazza. Sono i comportamenti proprio imperdonabili dal mio punto di vista, e mi dispiace per i genitori, perché ho conosciuto più di qualche genitore, ho visto che quasi tutti c'è gente per bene, però voglio ripetere che se un figlio arriva a casa con un paio di scarpe, il mio figlio si arriva a casa con un paio di scarpe che non sono sue, mezzo ubriaco, e mi da genitore non faccio niente, arriviamo che fra 4-5 anni abbiamo paura di uscire di casa. Allora Paolo Bellò, come ci saluti veloce, un minuto per salutarci neanche? Vi saluto ringraziandovi dell'invito, manifestando tutto la mia apertura affinché veniate presso i centri di vita e lavoro che si trovano a Pederoba, a Montebelluna, a Castelfranco, a Vedelago, ad Asolo e a Volpago. Siamo lì ad accogliervi e tanti auguri a tutti. Grazie a Paolo Bellò, grazie anche al professor Daniele Castanieri, purtroppo è caduta la linea, non ce la facciamo più, e adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia, stiamo per entrare da Italo, il signor Italo che è venuto da noi in trasmissione un po' particolare. Suoniamo il campanello e controlliamo. Certo che la porta... Permesso, porta socchiusa, ecco qua Italo. Ciao Italo. Quasi che sei caldo, te la porta che è tutta una poesia, neanche è vero. Permesso. Allora Italo, tu sei venuto in trasmissione e hai chiesto aiuto perché sei senza soldi. Hai avuto anche il coraggio di ammettere che una volta hai fatto anche bella vita, diciamo tra virgolette, però te la sempre lavorare, però purtroppo non ti sei messo i contributi e perciò non c'è pensione e non c'è niente. Cosa vuoi dire? Praticamente mi sono accorto adesso che lo sbaglio è mio, solamente mio, e la scelta è stata mia di fare così. Fino a qualche anno fa non pensavo di una roba del genere. Adesso la cosa è peggiorata perché sono già 2 anni che ho perso il lavoro praticamente. Adesso meno male che ho trovato da chiudere l'attività. Una volta chiuso l'attività, l'INPS subito emana l'assegno sociale. Non so quanti mesi, se arriva in aprile, maggio, giugno, non si sa quando, però devo chiudendo questa attività di individuale, autotrasporti, padroncino, che vendo la licenza, e ho trattato stamattina la persona che mi acquisterà sta licenza, che vorrà un po' di giorni perché si sta in una burocrazia, e dopo praticamente
vado subito al CAF a dire, facciamo la domanda di chi è chiuso l'attività, prende le carte e tutto quanto, e loro all'INPS gli ha già risposto tempo fa. Noi non possiamo dargli questo piccolo assegno sociale, che non è una pensione, essendo lei non avendo versato i contributi, non possiamo elargirglielo fino a quando lei non chiude la partita IVA. Allora, però per chiudere la partita IVA che vuole soldi? Gli vuole schei perché la Confartigianato avanza migliaia di euro, 3.000 euro. Cosa vuol dire, Italo, trovarsi senza soldi? Cioè tu facevi una vita normale, lavoravi? Perché fino a 2 anni fa io perlomeno avevo due clientini che mi facevano viaggiare bene. E dopo è successo che praticamente non gli ho più garantito il servizio, perché questa persona che mi ha messo in queste condizioni mi ha scassato completamente il camioncino, mi ha spaccato la macchina, tutto quanto. Sono senza e mi ha messo in queste condizioni. Tu non hai una lira in tasca? Una lira in tasca. E perciò perché mio fratello mi ha lasciato qualcosa, ma però tra le operazioni sbagliate con questa persona e con altre cose, insomma, Italo non ha più niente, è inutile che agiremo e che rigiremo. Avrò, speriamo, avrai. Ma al momento non ti ha più niente. Perché sta casa adesso forse, man mano che vi ha riacquistata tramite il consulente la quota. Sì, perché se tutto è pignorata anche la casa? No, non è pignorata, hanno acquistato all'asta una parte. Sì, però la tua parte è andata all'asta, che hai spiegato. Nel 2014. Esatto. Ha acquistato all'asta questa persona, fino a che non rientra tramite gli avvocati, mettiamo a posto tutte le storie, finché non rientra non possiamo fare niente con questa Ho visto casa. che ti hanno regalato anche del pellet per riscaldarti. Sì, esatto. Allora non è solo 10 sacchetti, ma è già parecchi mesi da quando è venuto fuori il freddo che questa persona, questo consulente sto parlando, mi sta dando una mano. Mi dà una mano, mi ha pagato già 2 bancali di pellets perché questa consuma è per scaldare 2 o 3 stanze. Tu mi hai detto Mirella aiutami. E le bollette. Ecco, tu mi hai detto Mirella aiutami perché io ho le bollette da pagare e non so più come fare. Il direttivo ha deciso di darti una mano perché si aiuta il mondo, cercheremo di aiutare anche te con queste bollette da pagare. Tu dovrai portare tutte le ricevute dei pagamenti che fai con l'assegno che noi ti diamo, eccolo qua, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, prego Italo, che ti permetterà appunto di pagarti queste bollette, di avere un po' di respiro, perché non avere nessun soldo in tasca è impossibile, devi anche andare a lavorare, cerco di avere anche qualche lavoretto. Sì, lo sto facendo. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Che veramente state facendo una grande cosa. Allora, come avete visto, Italo si è commosso perché Gavaranca ha sbagliato. Cosa vuol dire? Noi altri diciamo sempre che aiutiamo chi che ha bisogno, non chi se lo merita. E questo è un altro caso di quei, però bisogna pure aiutarli. Quanti anni ha tu, Italo? 7-0. 7-0, è 7-0 io. Speriamo che il metta un fiato di giudizio, è più avanti che va con l'età. No, ce l'ho il giudizio, solamente che... No, il giudizio non ti avrà mai vuoti. Anni fa, sì. Anni fa no. Sì, appunto. Hai il giudizio adesso, quando che è tardi. Comunque dai, saluta la grande famiglia perché prima te eri commosso. Io vi saluto tutti quanti e ci sentiamo mercoledì quando vengo a trovarla. Guarda che ti controlliamo a vista, Ok. Cara grande famiglia, ecco, questi sono i nostri anziani, le nostre persone da aiutare e noi è quello che faremo perché il nostro dovere è questo. Ciao!